Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Pa, 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 pa. Eccoci qua, eccoci qua. Tururum. Allora, un attimo solo ragazzi, solite procedure preliminari e poi si parte con il delirio, eh? Poi si parte con il delirio. Ok. Un attimo solo, ragazzi. Purtroppo non riesco ancora a vedere nessuno. Ok. Buono, dai che ci siamo. Andiamo col tablet, siamo già in 23. Avvertiamo un attimo nelle varie chat, anche se immagino già insomma che l'attesa è tanta per questo esperimento, che può diventare qualcosa di più di un semplice esperimento, chiaramente. Vaffanculo, scusate, vi faccio aspettare, raga, vi faccio aspettare. Ok. Le operazioni preliminari del cume sono bibliche, ragazzi. Il cume si prepara sempre dopo apposta, perché è un po' porco il cume. Allora, tuttururu. Eccoci qua. E inizia il delirio. Ciao Davide, Alice Beck, Raffaele, Alessandro, che sono i miei compagni di squadra, Paul, Amedeo, Andrea, Ale, Alessandro, David Beckham, wow, che Beckham, ragazzi, Agostino, Miki, bravo Miki, ecco l'Api. Parto subito. Beh, Api, sei tu che decidi, assolutamente, non mi posso neanche permettere di ste cose. Ciao Ne, il buon Terz, il Super Aim, Ragtime, Michelotto. Ragazzi, mettete Narduzzo, Mencarelli, Zincaro, Matteo Sacchi, ragazzi. Bisogna assolutamente andare a bomba con i like, cioè questa può essere la serie madre, ragazzi, perché dobbiamo dimostrare che questo canale è diverso da tutti gli altri, fioi, perché è così, cioè ne facciamo le cose insieme, lo zoccolo duro più il cume, uguale, qualcosa di grande, qualcosa di biblico. Ok, aspetta un attimo. Allora, un attimo che mandiamo anche su Telecaz e andiamo. Non mi sembra vero di cominciare anche qua. Tanto sono tutti collegati. Ok. Boh. Ciao telefono e adesso si parte a bomba. Allora, vediamo. Eh sì, speriamo. Eccolo qua, Daniel Henry Mayweather, ormai ci siamo ragazzi. Dobbiamo arrivare a 100 like, dobbiamo sbregarlo sto cazzo di... Non lo sai, sapete che non lo chiedo mai, però... È tutto pronto, signori, è tutto pronto. E comincia il campionato più incredibile della storia, figlio. Però non so dove cazzo siamo, ok. Perché intanto bisogna capire dove siamo. Oh, vai Mito! Vai! Apicella, Feilapi, per essere il difensore presidente, ragazzi. E si parte subito col Foggia, ragazzi. Subito partita difficile. Rocco Barocco. Cioè, ma che soldi, cazzo. Cioè, ma che soldi. Bene, bene. Allora, prima giornata, subito partita veramente difficile. Allora, le divise, vediamo se vanno bene. Ok, subito. Oh, ragazzi, subito il numero. Sì, subito Pintus. No, il 5 sì. Ok, ok, sì, Pintus. Subito Pintus fiero. Schema di gioco, ok. Allora ragazzi, si comincia chiaramente dal titolare, partiamo così, ma ci saranno comunque cambi. Possiamo già notare Alerek non in forma, su una squadra, siamo messi già di merda, Terence è l'unico in forma, anche Mito male. Insomma, il Paul Heyman bene, Heyman è quello messo meglio di tutti, ragazzi. Paul Heyman subito si gasa. Le riserve, vabbè, insomma, che le riserve abbastanza così, però dai, vediamo. Eh, Ho messo anche le risultanze personalizzate. Vai raga, si parte ragazzi, emozioni a non finire, manca solo il porco del Bode, ma lavora purtroppo, però so che ci segue. Pippo, no, Pippo. Aspetto per crearti perché dopo, cioè, ripeto, questa comunque saranno delle stagioni
non nel senso importanti, però poi sarà quelle su PES 18, chiaramente là ci sarà Pippo Nicoletti, ci sarà anche, mi sono dimenticato anche Uguccioni che è spesso nelle dirette, quindi non preoccuparti, ci sarai anche tu sicuramente, però non avevo proprio tempo di fare anche te, però Nicoletti sei l'allenatore se vuoi, puoi decidere anche tu i cambi, io ti ascolto solo Pippo Nicoletti, quindi ti posso dare questo ruolo intanto. Vai! De Maz, cazzo che è vero, porca puttana, vedi ce ne sono, più stai nelle live, più mi piace metti e meglio è. So cazzo vuol dire, però va bene. Adesso ci siamo veramente. Ragazzi, parte, adesso concentrazione. Però. Alpino Zaccheria. Foggia e Venezia. È tutto pronto. E siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Guarda Mito. Ragazzi, c'è Mito che è subito incazzato. Mito, me lo godo. Mito ci farà un rigore oggi. Venezia. Esordio mondiale per tutti, raga. Guardatelo, Mito, guardatelo. Ciao. Un po' tutti. Il capitano Cume. Già incazzato il Cume, vabbè. Pippo Nicoletti, De Mazzimo e Uguccioni anche. C'è tensione, Beppe. Ecco, Barocco. Mamma mia, ragazzi, la tensione è inverosimile. Eccoli qua, belli come il sole, guardateli. Guardate. Eccolo qua, il Bodel più figo, ve lo sappiamo. Che Venezia, ragazzi. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Vai, raga, si parte. Primo match, subito partita veramente, veramente difficile. Poi il Cume non è che più allenato a giocare a PES. Quindi sarà durissimo anche per me. Vai. Pallone morbido verso la fascia. Cazzo, mi sono due tasti di FIFA, no, fioi. Panico subito. E Mito, cioè, guardatelo con le scarpette rosa, me lo godo, Mito, ciao. Il Venezia oggi si presenta con un Alex nuovo Beck, allenatore che debutta tra l'altro il nostro Gheorghe Agi, Gervasi. Cosa sai di lui, Luca? Ma sicuramente questa scelta è stata un po' una sorpresa per tutti. Paul Heyman, tifosi subito Heyman per Terence. Ovviamente sperano che la società abbia fatto la scelta giusta. Non possiamo siamo in difficoltà massima, ragazzi, vai Terence. Grande movimento nello spazio. Se ne subito va. Terence. Attenzione, mamma, beh, di testa Heyman no, però, tutto rispetto. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. No, subito difesa, dov'è la difesa? È tutto solo là davanti. Non ci credo. Può calciare a rete. Prova la conclusione. Ed è subito gol, subito. No, ma non avete i tasti che non... C'è un problema con i tasti però, ragazzi, Non mi segnali i giocatori. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ai ai ai. Non capisco il perché, ho le batterie scariche. Male, Mito ha fatto il miracolo, ma purtroppo... E passano in vantaggio. Sono troppo abituato con FIFA, un attimo solo. Porca puttana, calma ragazzi, ci vuole un po' di tempo. Ah, ok, grazie. Adesso ho capito, vaffancuore. Vabbè, calma, Picella. Gervasi. Alerek. C'è la palla lunga in avanti. Difesa bucata però. Pallone alto nello spazio. Bravo Gervasi. Porca dunque, rimessa laterale. Vedi giocare troppo a FIFA, troppo ti rincoglionisce. Prova il cross in aria. Non è, devo pensare. Ah, la Mito viene in campo comunque. Guarda Mito. Ci può stare. A Picella. Niente, mi viene da correre col tasto di FIFA, cazzo. Heyman, Bode. Veneziano. Veneziano vede a sbaglia tutto il Cume, che purtroppo nei passaggi era il tallone da kill. Ragazzi, bisogna concentrarsi, che siamo partiti di merda, cazzo. Attenzione, subito Alex Beck. E conquista il pallone. Ma che cazzo di Terence, missile di Terence, mamma mia. Grande Bode. Il Bode recupera. Passaggio un po' così, Terence. Scatenato Terence. Chi sarà il primo gol? Mamma mia, Terence scioffio. Senza troppi complimenti. La botta negra di Terence. Devo prendere la mano, Fio. Alex Beck, passaggio un po' così però, La mette in profondità per il compagno. Terence è tutto potenza e velocità, non è molto tecnico perché chiaramente devo farli cercare di compensarli un po', però possiamo tutti crescere. Madonna, Alex Beck è un po' in difficoltà in questo inizio, Alex Beck è un po' in difficoltà, sente l'emozione forse. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Paul Gai. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Sbaglia tutto Paul, però c'è Terence. Anche Terence sbaglia, è un po' nervoso la squadra, si vede che è il debutto di tutti. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Prova la giocata nello spazio. Cerca la profondità. Ocio, bravissimo.
Gervasi show, Paul Heyman fa una cosa che non si capisce. Vanno sfruttate decisamente meglio. Fio Gervasi, migliore in campo per il momento. Mamma mia che difensore. Il Bode. I gemelli del gol, Bode veneziano, la dà a Terence. Sono alla ricerca di uno spunto per far Bode. male agli avversari. Bravissimo Bode, si gira benissimo, la dà a Terence. Bisogna soltare il come di testa lunga. Peccato. Brava la difesa in questa situazione. Primo tempo che finisce qui. Devono continuare a credere in Inizio non facile, bisogna vedere bene però chiaramente così possono ribaltare statistiche individuali. No, non così però. Dove cazzo sono le pagelle? Ma non mi dà le provvisorie, no, non siamo sul football manager, no. Schema di gioco, vediamo chi è stanco, chi sta facendo più fatica. Per il momento la squadra c'è ancora. In questo momento diciamo i migliori, perché voglio fare sempre questa cosa, ragazzi. Ciao Riccardo Bellini, altro Bellini, vedi ce ne sono parecchi. Allora il migliore in campo Gervasi in assoluto per il momento, e Terence per i bei tiri. Da rivedere un po' Alice Beck e Paul Heyman che alterna buone cose a cose un po' sconcertanti, ma lo sappiamo, Heyman è un po' così. Quanto mi diverto poi. Sì, forse è vero il tempo. E speriamo che è che volevo fare più partite, perché comunque sempre questa prima come si dice, comunque un esperimento, cioè dobbiamo vedere come va il tutto. Qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Ok, Apicella. Gervasi il migliore fino a questo momento in assoluto. Pintus. Alice Beck, dai Ale, riscattati cazzo, sei forte, lo sappiamo. Terence. La difesa fa il suo, allontana la palla. Alexandro, anche Alexandro serve più classe di Alexandro, che comunque è uno dei più tecnici in squadra, C'è la palla filtrante. Gervasi chiude benissimo. Il Gerva veramente alla grande. Alexandro. L'intenzione era molto buona. Calma ragazzi, calma. Prova il filtrante. Mamma mia, grande Api, però rischia un po'. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bravo Mito. Ciao Riplipup. Vai Bodes, usa il fisico, cazzo, sei uno dei più fisicati. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Mia. Si fa fatica. Alexandro. La butta in mezzo. Il Foggia ha un'impostazione di gioco ben precisa. Vai Paul, dimostraci che sei un grande Paul. Il Paul. Sì, in effetti tentano spesso di sfondare. Maiale. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare Pintus. tutta l'ampiezza. Brava il cross, il come di testa, non ci credo. Anche il come si è visto pochissimo, con i cross. Serve la giocata, deve salire in cattedra per i due tecnici. Gheorghe Agi e Heyman. Dai, Heyman perde tanti palloni. Paga fisicamente, buona classe, un po' il Verratti della situazione. Palla in avanti verso il compagno. 67esimo, presto qualche 70esimo, vai, primi cambi. Primi cambi. Allora. Terence, siamo già stanchini, allora leviamo. Allora. Si prova Gigi Palla, ora faccio cambi importanti, leviamo diciamo due che hanno fondato il canale, levo anche il Cume che non mi è piaciuto per niente e mettiamo Rocco Barocco, un Cume spento, dopo non mi è piaciuto. Il terzo cambio, allora io chiaramente Michelotto me lo tengo ancora, Michelotto, voglio fare la sudare a Michelotto perché deve essere qualcosa di grande. Il terzo, chi proviamo? Dobbiamo vincerla, assolutamente. Proviamo anche Belic. Cambiamo la zona offensiva, non mi è piaciuta tanto. Vai. Sì, salvo che riusciamo perché. Vai Kuma, rischiato. Ah, peccato. Ci serve un po' più di tempo però, Prova la giocata nello spazio. Siamo già al 72esimo, siamo al 51. Dai Paul. Bravo Alexandro. Forse non sarà neanche tempo per i cambi, ma va bene. Vai Ale, vai un cross. La mette al centro. Attenzione Terence! Colpisce di testa. Peccato. Fallo. Guardaline ha alzato la bandierina. Sì, metto un minuto, metto forse 8 minuti. Il fuorigioco c'è.
Chi no? Cerca spazio. Attenzione, Barocco! Barocco! Palo di Rocco! Mamma che debutto di Rocco! Per poco ci sparava il gol. Gigi Palla. Ottima pressione. Cambia l'attacco, già si vedono cose migliori. Ecco il Bode, Heyman e il Cube è già fuori. Kino Belic. Kino Belic. Credo però fuori gioco. Sia fuori gioco, sì. Cazzo, Rocco Barocco ci stava già regalando il gollazzo. C'è movimento lì a bordo campo e dunque questa è la dimostrazione che il trio, che insomma che ha fondato un po' tutto, forse sente troppo l'emozione. Lancio lungo del portiere. Mamma quanto mi sto divertendo, ragazzi. Siamo al 33esimo. Gigi Palla. Gigi Palla. Alice Beck. Gigi Palla è in gita, quindi non c'è però Kino Belic, serbo. Ancora Rocco! Mamma mia che debutto di Barocco! Sembrava finita e invece mamma mia, Rocco Barocco la pareggia, ma un palo e un gol appena entrato, subito goleador. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore. Assist, la vediamo Gigi Palla. Alice Beck. Gigi Palla. Kino Belic, cambiato completamente l'attacco, ragazzi. Mandandolo in campo. Rocco Barocco. Certo, bello. Mi è piaciuto questo debutto del trio delle meraviglie. Barocco subito e Kino Belic umiliano. Ma anche Gigi Palla, loro tre. Va bene. Alexandru, possiamo ancora ribaltarla, va Alexandru. Bravo per Alice Beck che è morto. E dovrò vedere anche molto la stanchezza però, sbaglia tutto. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Sì, veramente, ragazzi, avete visto? Come l'ho levato subito. Se non gioco bene, non gioco bene. Non è che perché sono, diciamo, il creatore. Fuori, ci sarà rimessa laterale. Assolutamente. Ragazzi, che vuole entrare nella squadra deve farci vedere un po' nelle live. Bene, intercetta la rimessa. E fare come Apicella, donare 100 euro, soprattutto a Paul Heyman, che ha fatto una partita schifosa. No, mi sto casando troppo. Pintus. Alice Beck. Finisce qua un buon 1-1 per come era andata, bene così. Apicella! Apicella, più si casa, grazie Api. Adesso però dovranno certamente crescere. Un pareggio alla prima di campionato è un risultato. Buon pareggio però, ragazzi. Veramente, ragazzi. Complimenti a Rocco Barocco, entra e ha seminato il panico in 2 minuti, palo e gol. Cioè. Veramente tanta roba. Grazie Luca, un saluto da Fabio Caresi. Sì, sono su PC. Nicolò Pardo, ci sei Nicolò? Lo sai che ci sei. Buono, del primo punto conquistato, ragazzi, scusate, devo anche un attimo impegnarmi anch'io. Trattative, adesso vediamo Barocco al Milan, fioi. Pirchio leader, ragazzi. Pirchio, senza giocare, ragazzi, Pirchio show. Ma così, insomma, così. Allora, trattative, vediamo. Attenzione, trattative. No, però, no, trattative non ne facciamo per il momento. Non è. Però può avvenire che non escludo anche giocatori da fuori se c'è bisogno, Assolutamente, anche se la vedo comunque dura perché siamo troppo forti. I voti, hai ragione, scusa, hai ragione. Della prossima facciamo vedere i voti. Chiedo venia. Siamo a 8 minuti. Vai. Ok. E adesso vediamo un po' come funziona. No, cazzo. Non vedo la chat, scusate un attimo solo. Debutto difficile. Nessuno, nessuno chiaramente, era chiaro. Scusate un attimo. Ok. Ancora trasferta contro il Virtus Entella. Sembra perfino bello, più bello PES. Prego che ha fatto anche una modifica anche alla giocabilità. È molto più veloce. Sì, faccio leggere al giocatore come volete voi. Che esordio. Abbiamo ricevuto un'offerta per Apicella, ragazzi. L'Api. Contattiamo Api. Io sono anche Api è che presidente in realtà, perché Api è il presidente, io sono l'allenatore, quindi decidiamo insieme. Allora Api ha un'offerta di 14 milioni dal club dei Guarani. Scegli tu, Api. Però per me è incredibile, da allenatore per me è incredibile Apicella. Per me Apicella è un giocatore di cui fondiamo la difesa, cazzo. Non può partire su. Che la squadra chiaramente... ok, no. Ciao.
Fine trattativa, non vuole neanche sentirlo il presidente in questo caso. Ciao. Poi che cazzo di squadra va dai morti, cioè, lo so. Salvataggio automatico, così non ci viene voglia di riavviare in caso di infortuni, cazzi nostri. E adesso bisogna capire la seconda squadra. Ciao Fede. Non resto per vincere. Sì, veramente è una squadra inutile. Ok. Comunque Rocco Barocco, adesso non vorrei subito essere in panchina, però vediamo che come sono le formazioni, vediamo. Allora, vediamo chi sta bene e chi sta male adesso. Allora, mamma mia, Alere che messo male si leva. E ci sarà l'esordio. Sta meglio Peri, quindi esordio di Emanuele Peri. Mitop sta bene, in attacco. Kino Bellic non sta bene. Daniel Andrew Mayweather. Allora, vediamo delle ali, abbiamo... avevo solo lui, quindi sì. Però leviamo Alice Beck perché non ha giocato una gran partita. L'attacco è uguale. Rocco Barocco diamo fiducia e proviamolo con il Cume. Alla prossima facciamo il contrario. Ok, probabilmente continua così. La squadra, abbiamo Traina. Però la difesa, la Alamos. Proviamo, bisogna provarli anche i giocatori. E Traina per... proprio per dimostrare che Apicella è un grande, il nostro presidente sponsorizza incredibilmente, però voglio far vedere che non è che ci sono delle preferenze. Voglio provare Traina che sta meglio di Apicella, vediamo com'è la situazione. Poleiman è ancora in forma. Facciamo così, ragazzi. Michelotto è il jolly, quindi io non vedo l'ora di metterlo, però volevo fare la sudare a Michelotto. Vai. Ok. Subito al bordo perde il posto. Ho giocato male sia io che in realtà ho giocato male tutti e due. Però devo fare delle prove. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Vediamo, bisognerebbe spostare Eyman dietro, però Eyman c'ha proprio il classico Verratti, però. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. Vai ragazzi, si parte. Partiti. Rocco Barocco veramente ha fatto una prestazione incredibile. Sensazionale nella prima Alexandro, che Alexandro lo vedo proprio alla pirla. Terence. Eccolo qua Terence. Bravissimo per Emanuele al debutto. Emanuele al debutto e subito è morto. No. Come però prende un fallo. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Dai ragazzi, tutti insieme, belli cattivi. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. No, però Traina non mi sembra che sia proprio fortissimo nel battimento. Come si... Panico, vedi, si vede che non gioco da un po'. Ragazzi, è un piccolo aiuto, come cazzo. Cambio il tiratore. Vabbè, dopo scrivetemelo. Attenzione, qualcuno di testa, nessuno. Sì, i capelli fighi. Select, ok, grazie Michelotto. Michelotto, tra poco ci sarà il tuo debutto, Vai Peri col capello figo a rosso. Ed ecco quanto me lo godo Peri così. È che non sei proprio un fenomeno nel battere le punizioni. Terence, eccolo qua Terence, il belloccio nero. Terence, la butta in mezzo. Signori! Di testa infermabile il Cume. Difficoltà nei passaggi, ma di testa un mostro. E grande assist. E grandissimo assist di Terence. E la coppiata c'è. Boom! E il Cume punisce. Mamma mia, il Cume ragazzi, io sono forte di testa, quella è la mia giocata, quindi sono scarso nel resto perché cerco di farli il più possibile bilanciati. Bella serie di passaggi. La mette sulla sinistra. Attenzione, bravissimo Daniel Andrew per Poleiman, guys. Serve Poleiman, fa tutto Paul. Prova il tiro! Fuori. Un po' egoista Paul, ma ci voleva. Il difensore gli si è incollato addosso, impedendogli di calciare liberamente.
E beh, è chiaro che il portiere è il mio punto, però mi sono messo in passaggi 60, in velocità 75. Ho compensato, ma anche cioè, per esempio te Paul ti ho messo fortissimo nel dribbling e nel tiro a 90, cioè siete tutti quanti, tanti hanno dei parametri a 90, però ho abbassato altri. Io l'unico parametro forte è la testa, tutto il resto sono sul 70-75. Attenzione, infatti guardatelo. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Decidono di ma di testa ragazzi, anche nella realtà sbrego. Vabbè, pensiamo più che altro a giocare, perché siamo solo 1-0. Bravo Emanuele, è entrato bene Emanuele. Terence, autore di un assist sublime. Appoggia il pallone largo con eleganza. Si vedono poco i due più tecnici sul 90 della squadra, cioè Emanuele, Gheorghe Agi e ma il suo intervento è stato provvidenziale. Bravissimi, eccoli qua, smettitemi subito. Va Alexandro, bellissima! Bravo Rocco. Perfetta la parata. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Va Alexandro col tuo piedino fatato. Peccato. Bravissimo Alamo, stiamo giocando bene questa, Traina il nostro irlandese. Qua sbagliamo un po' nel disimpegno. Azione fallosa, nessun dubbio. Cosa mi sono cagato. Alexandro. Tocco morbido. Bravissimo. Ottimo il suo senso. Attenzione a Polema che però arriva lento. E trova bene il compagno. Pallone alto. Alamos. Bravo Alamos. La può sbagliare malamente. Chiuso dal difensore. Buono. Andiamo su Paul, la perde. Recupera Traina. Contrasto irregolare, dunque calcio. Fallo su Paul. Ciao Gabri Cesa. Vai Mito, grande Mito. Buon rinvio. Prova un traversone dalla tre quarti. Vediamo chi sarà il primo giallo, forse del Cume, può essere, perché il Cume è famoso. Bravissimo Paul, grandissimo qua Paul. Veneziano, il Cume la dà a Rocco. Mamma mia che azione! E il Cume se la mangia come un pirla. Ottimo disimpegno, fondamentale. Vedi, sono proprio scarso, cazzo. Lento, sono lento, tanto lento, devo crescere molto in velocità. Paul Heyman. Alexandro. Ottimo intervento. Bel pallone. Comunque ragazzi, che poi non c'era però il parametro di nel salire più veloce più lentamente, quindi penso sia casuale, non so se qualcuno mi può confermare sta cosa. Vai Rocco, Barocco. Bravo Rocco. Alamos, cosa fa Alamos? Madonna che palo. Madonna che palo. Allontana il pallone. Peri. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa vai Peri. succederà? Prova il cross. Merda. Lungo passaggio in avanti. Palo clamoroso per di questa prima frazione di gioco. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Andiamo avanti. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare. Che poi Alamos non mi ricordo il nome, cazzo. Se non so se c'è in Alamos rivelazione, giocando benissimo. Ecco, per a te. Il Venezia è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Dovrei capire che Alamos qua dentro, non mi ricordo più, scusate ragazzi. Bella palla, ad allargare il gioco. Ecco Mencarelli, ma ripeto, voglio capire che Alamos sta giocando benissimo. Che concede comunque un calcio d'angolo. Tra poco ragazzi ci sarà un cambio importante, Bravo Mito. Il Cume. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Cerca bravissimo spazio. Rocco. Va Terence, l'asse Terence. L'asse Terence. Tocca verso il centro. No, nessuno arriva sul cross. Comunque mi sono messo 90 mi sembra, non 99. 90 di testa e 90 di elevazione. Un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo. Ragazzi, tra poco c'è il cambio, Comunque è meglio con più minuti e più tempo di ragionarla. Daniel Andrew Mayweather, l'inglesino della squadra. Cercano un modo per far Alamos ancora, madonna come sta giocando. Mamma come gioca Alamos.
Alamos! Non ci arriva ancora. Paul Heyman. Alexandro prova il missile. È beccato da Paul. I due potenziali palloni d'oro della squadra sono un po' in ansia. Emanuele. Credo vogliano limitare Daniel Andrew e le palle alte, piazzando un sacco di uomini in mezzo all'area di rigore. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere. Dai Alexandro, cazzo in piede fattato, ti ho fatto meraviglioso, bello e forte. Attenzione, una mischia. E il difensore respinge. Gervasi. Alamos. Il Cume protesta come sempre, ma che cazzo si ripartirà fai? Con una semplice rimessa in gioco. Ok. No, Alexandro purtroppo può giocare solo mediano, infatti, cioè solo davanti alla difesa. E Paul solo così, infatti, li ha fatti proprio apposta, vai. Allora, prima facciamo due cambi intanto. Leviamo il Cume che ha fatto il gol, Sandy Govation. E ragazzi, entra per togliere, come si dice, leviamo il genio di Alexandro, del nostro Gheorghe Hagi, e mettiamo la potenza e la difesa pura di Michelotto, ragazzi. Eccolo qua, ragazzi, debutta per Michelotto. Tutti criticano un po' Paul. Livio con il lancio in avanti. No, Gervasi qua buca un attimo, Gervasi. Ottima pressione. Alamo sta giocando da Dio, cazzo. Niente da fare. Daniel Andrew. Prova la giocata nello spazio. Venezia la prima di uscire, vuole stupire il mondo. Ecco. Si riparte. Mamma mia, anche il Cume fa fatica. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Ragazzi, il debutto. E adesso vediamo questo gigantone cosa combina. Ole! Oh, Michelotto! Guardate Michelotto, che passaggi, Terence. Sì, in effetti il Bode. Tentano spesso di sfondare sugli esterni. Sbaglia il Bode. E cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per Gervasi sempre impeccabile, Terence. E per creare pericoli. Bravissimo Terence. Daniel Andrew. Brutto errore. Paul Heyman. Ancora Alamos, mamma, la partita della vita Alamos. E cross attraversa l'area senza esito. Michelotto, pronto, tira al volo. Mamma mia come gioca Terence. Rocco Barocco. Anche voi avete bisogno di consigli anche, però ragazzi. C'è il lungo pallone in avanti. Ottimo intervento. Paul Heyman. Ha visto il pericolo ed è dai riuscito Paul, ad anticipare cazzo. l'avversario. Dai, ma anche sei forte, Cristo. Madonna del signor Paul. Fallo di frustrazione di Heyman. Esce Heyman, entra Gigi Palla. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Esce Paul Heyman un po' fischiato, perché l'abbiamo pagato tanto Heyman. Vabbè. Ci sarà tempo per Heyman per rimediare Gervasi, intanto stacca ancora in maniera devastante. Michelotto, l'arca miseria, peccato. Riceve un pallone interessante. Madonna, Gervasi gioca. No, non è fallo di Gervasi, mi dispiace. Mamma mia, Gervasi. Ma Gervasi dov'è, scusate? Ecco il tiro. No! Cosa ha preso Mito? Cosa ha parato Mito? Terence la butta via. Vorrei capire chi è Gervasi perché non mi ricordo più, scusate ragazzi. Prova il traversone. Il Bode. Dai Bode però, dai cazzo. Prova la giocata nello Mamma spazio. Mito. Rocco Barocco. Vuole la profondità. Daniel Andrew. Sulla fascia, è libero. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Pallone morbido verso la fascia. Bravo Mito, bravissimo. Sicuro qui l'intervento del portiere. Però vorrei capire Gervasi perché non me lo ricordo più, cazzo. Gervasi è uno dei migliori sempre, traina bene. Però Alamos, ragazzi, dopo vediamo chi è il migliore in campo, sicuramente il premio chi fa gol, ma non è detto. Bode. È bravissimo da fuori il Bode. Prova da Mamma fuori. mia. E sfortunati qui, va fuori di un soffio.
L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Eccolo qua Gervasi. Michelotto già ammonito. Che sbò. Signori, Ragtime ti amo. Grazie, scusami, sono un po' rincoglionito. Terence. Barocco. Stanco Barocco. Ci mette, subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Cazzo vuoi? Ma dai. Ma dai. Guarda, non buttarmi fuori perché no, cosa c'è? Guardatelo. È già stato ammonito e lo sapeva, ma si è lasciato trascinare. Devi capire quanto è stato fortunato questa volta. Palla in avanti. Michelotto ha un po' di aggressività, No, adesso. Prova il filtrante. Madonna Gervasi, ragazzi. Gervasi sarà duro da levare, ve lo dico già. Il Bode sbaglia. Il Bode non mi piace più le partite. Cerca spazio. Ottima pressione. Bode sta andando a figa, altro che Terence. Michelotto è bravo nel come incontrista. Serve proprio per difendere. Ha fatto diga però Michelotto. Prova a verticalizzare. Finisce qua, ragazzi. L'arbitro dice che può bastare una grande compattezza difensiva e un ma guarda che bello che festeggiano, guardali che belli. Vincere la partita. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo. Vediamo chi è l'MVP. La prima giornata non l'abbiamo vista, non conta, dai, perché la prima giornata c'è tutto un po' di tensione. Il veneziano è per il gol fatto, penso, perché non ho fatto nient'altro. Ho giocato Alexandro Eva 5-5, Eyman 6, prende il 6. Rocco Barocco 6, Miki 5,5, va bene, dai. Comunque MVP, prima partita al veneziano. Grazie Api. Ecco l'Api. Quando Api fa la prima partita, insomma, speriamo di vincerle tutte. Primi 3 punti, ragazzi, adesso la voglio la prima in casa, però, porca puttana. Trattative, attenzione, adesso tutti vogliono rubarmi Gervasi, lo so già. Chi dai i voti? C'è. Ragazzi, vi state divertendo, è una bella idea. Io sto morendo dalle risate. Ale is back, 15 milioni dall'Huddersfield Town. Ciao proprio. Ma però mi chiedono soldi, Che roba. Bene, se sono in bancarotta vedo tutti, cazzo, mi faccio la squadra. Andiamo avanti. Ok, annuncia il mio giocatore, penso se un giorno saremo uno di noi, cazzo, speriamo, dai, speriamo, non per forza alcune, Messi, vabbè, cazzo, tu. Abbiamo ricevuto un'offerta del Pirchio, cioè, Pirchio la vogliono. C'è tutte le riserve fino adesso, è quello che mi fa un po' paura, cioè, le riserve teoricamente gioca meglio, sono più valorizzate di noi. Pirchio, 6 milioni il Penarol. Su era glorioso il Penarol. Sì, ma adesso rifiuto, insomma, se vivendo le prime giornate non ha molto senso la serie. I commenti, è vero, avete ragione, ragazzi. Fio di debutto ancora fuori casa, beh, giochiamo forse se lo stadio non è agibile, si va a Terni. Ma Alexandro non può giocare trequartista, perché ho fatto proprio questa scelta per non snaturare troppo i vostri 2 ruoli, perché siete i più geniali voi due, però teoricamente giocheresti malissimo una trequartista, caleresti tanto i parametri. Ragazzi, siete i più forti e quindi dovete accettare la crisi, perché i più forti di solito hanno sempre questi problemini. Vai, vediamo un attimo. Adesso vediamo la formazione in base anche alla... Mamma mia, Dio Cristo. In queste prime partite si prova Darkstar. È chiaro che in questo momento il miglior difensore centrale per il momento è comunque Gervasi. Però voglio provare tutto. Alexandro devo metterlo in panchina questo primo tempo, lo mettiamo nella ripresa ma vediamo se metterlo anche trequartista. Zincaron, che madonna, tutti messi male siamo. Emanuele Peri. Al posto ancora di Pintus, che Pintus non è in una gran forma, Nicolò Pardo, adesso è un po' così. Si cambia completamente l'attacco in questo momento. Adesso dobbiamo fare delle prove, poi ci sarà una formazione più titolare, Ok, Kino Bellic, Rocco Barocco e Gigi Palla per Eyman. No, ecco, non così magari, grazie.
Ok. Sì, Terence è sempre in forma, cioè spaventoso, spaventoso. Ah. Questa è la squadra, ragazzi, nuovi debutto per Zincaro e Darkstar. Mi raccomando che sono importanti le prime partite, per chi gioca bene e chi gioca male. Terence, le sue caratteristiche sono quelle, ma anche Terence li fiaterà. Un caloroso benvenuto a tutti. Ciao Riccardo Verdi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La Termana, vai raga. Il Venezia, è tutto attacco pronto. completamente nuovo, vediamo. Il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, sono contento di essere ecco qui. Terence, guarda che bene che sta in bianco. Terence era un figo, Terence, ecco. Piccolo errore. Terence è un diesel comunque. E passa. Darkstar. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. No, non gioco sta partita. Adesso devo fare un po' di prove che non sono in forma. Anticipa dopo in base anche come giocano, vediamo. Però è chiaro che dopo ci sarà una titolare. Adesso è che è giusto provare tutti. Mette la palla dentro. Bravo Mito. Ci sarà spazio anche per il secondo portiere comunque. Lungo passaggio in avanti. Gigi Palla. Rocco Barocco. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Vai Terence. Alerek. Cerca spazio. Bravissimi, dai Alerek. Conclusione. Terence. Traversoni. Terence. Attenzione! Mamma mia, fuori di poco di Kino Beric. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Vediamo Darkstar in difesa che è un compito abbastanza difficile. Fare meglio di Gervasi. Vediamo Apicella. Apicella sulla carta forse dovrebbe essere il miglior difensore in squadra. Di pochissimo su Gervasi. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Vai. Zincaro. Vai Zincarone. Prova la giocata. Bravissimo, che passaggio. Kino Belic. Kino Belic, bel cross. E silenzio. Rocco Barocco. Mamma mia, Rocco Barocco vuole fare il cume. Abbraccia Belic. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Mamma mia, Rocco Barocco, signori, vuole rubare il posto del cume? Me coglioni. Bello anche l'assist di Belic. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Abbiamo un bel attacco, ragazzi. Il Bode è l'unico finora che ancora. Belic assist, Barocco 2 gol, come un gol, manca solo il Bode. Passaggio troppo profondo, palla persa. Zincaro da Sigaro. Vai Mito, madonna che cattivo che è anche Mito. Gigi Palla, molto bene Palla. Abbiamo già capito una cosa. Eyman grande tecnica ma il difetto è un po' il fisico. Infatti io avrei voluto farlo un po' diverso, però mi ha detto di farlo così. Bisogna valorizzare Eyman e Alexandro, Terence. È stato molto coraggioso. Sono i due più forti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ma dopo inizieranno le faide, ma il Cume creerà una bella storia, ragazzi. Di contropiede. Prova il cross in aria. Attenzione. Salta e colpisce di testa. Mamma mia che rischio. È intervenuto bene sul cross che arrivava da dietro, non ha trovato il gol però. I cross da tre quarti sono difficili da controllare. Si è mosso molto bene e ha effettuato una buona conclusione. Zincaro. Gigi Palla. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Prova un traversone dalla tre quarti. Stiamo attenti, raga, stiamo attenti. Nello spazio. Bravissimo. Non ho visto chi, forse Alerek. Madonna, ragazzi, Mito. Bravo Mito, Rocco Barocco. Lo so, però il modulo. Vediamo, perché ho disegnato la squadra su questo modulo. Kino Belic. Vuole la profondità. Vai Rocco Barocco, vai Rocco, vai Rocco. Cerca lo spunto. Attenzione al tiro. Fuori di poco. Da dimenticare. Ragazzi, Rocco Barocco sta giocando veramente bene. Ragazzi, vediamo, ancora troppo presto per fare decisioni. In questo momento la squadra titolare non dico che è rivoluzionata, però questo è il bello delle ci mette il fisico, stagioni comediane. Attenzione, brutto errore. Vai Zincaro, bravo. Gigi Palla. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Kino Belic. Giocano bene davanti questi qua. Questi tre qua giocano veramente da Dio. Mamma mia.
Rocco, madonna, indemoniato Barocco. Può cacciare a rete. Ecco il traversone. Madonna, chi ha segnato sto gol? Kino Belic. Mamma mia. Mamma mia, Kino Belic. Molto comodo ora. Non so che dire, ragazzi. Non so che dire. La grande e l'ha messa formidabile. dentro, tra l'altro. Ma guarda Gigi Palla, Barocco. Ma cazzo fai a toglierli sti qua? Alla fine ha avuto ragione lui. Guarda che gol. Mamma mia. 2-0 dunque. Un gol determinante. Comunque siamo tra i più forti della Serie B, insieme a Palermo, Frosinone, quelle là. Non mi aspettavo. Dentro dalla distanza. Sono indemoniati questi qua, ragazzi. Gioco che è una facilità, Barocco. Attenzione, buona, in gioco. E prova il cross a tagliare. La mette sulla fascia. Il Cume rischia di non giocare. Sì, ma il Cume preparerà le faide adesso. Ha spazio sulla fascia. No, complimenti veramente. Attenzione, ai ai ai. Conclusione aerea. Mamma mia, ci sta andando di culo. Non ha agito abbastanza. Sento un po' la mancanza di Gervasi, sono sincero. Apicella. Si appoggia al portiere. Mito. Madonna, Barocco sta giocando un calcio. Alice Beck. Cosa prova Alice Beck? Un tiro un po' pretenzioso di Beck. Come ritira? Sulla fascia. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Iniziano già le faide, benissimo. Ad allargare il gioco. Ha la possibilità di andare verso la porta. Fuori. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Tosto Rocco. Che occasione! Un pallone fantastico! Avrebbe davvero dovuto sfruttarlo meglio. Darkstar, debutto abbastanza buono. Zincaro, brutto errore questo di Zincaro. Darkstar deve recuperare, non è regola del vantaggio. Meno male. Sicuro qui l'intervento del portiere. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Mito in porta. Dunque la fine di questa prima frazione. Vabbè, andiamo avanti così intanto. Che bello, Fe. Vai. È iniziato il secondo tempo. Gigi Palla spacca, Cerca spazio. Attenzione Kino. Ah, peccato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Zincaro. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Alice Beck. Qui non è stato Kino Belic, autore del più bel gol della stagione. Sono pochi, ma ha fatto un golazzo, sarà dura batterlo. Gigi Palla, Peri. Continua ad andare, palla al piede. Ecco che parte il attenzione, gioco. mamma mia. Prova di testa. Fuori gioco, ma Barocco sta veramente imitando il Cume, Sei un fanboy? Rocco è un fanboy del Cume. Lancio lungo del portiere. Niente da fare. Bravo Terence. Buon 2-0, ma finora sono i 3 davanti a fare la partita. Prova il filtrante. Attenzione. È libero. C'è il cross. Respinta della difesa. Allarga sulla fascia. Brutto, qua Terence stiamo un po' soffrendo adesso. Ecco bravo Api. E il cross è controllato dalla difesa. Api c'è da buon intervento qua. Madonna, Gigi Palla, stiamo rischiando adesso, Bravo Mito. Super rinvio per Rocco, mamma mia, arriva dappertutto Rocco. Bella apertura. La mette in mezzo. Era dentro o fuori area. L'arbitro indica chiaramente il dischetto. No, questo è un furto, però ma dov'è il fallo? Vediamo. Vediamo Alerek. Forse sì, dai, va a cagare. Vai Mito. Mito contro Finotto. Ma peccato. Possono tornare a sperare. 1-2. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Il portiere ha intuito la traiettoria Ale che qua ha sbagliato, non è comunque riuscito a pararlo. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Stiamo attenti ragazzi. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Barocco, Barocco. Cerca di sfruttare lo spazio. Alec deve riscattarsi, Barocco. Questo è rigore però. Dai però, questo è rigore, cazzo. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Vuole la profondità. Siamo in difficoltà ragazzi, siamo in grossa difficoltà. Dai Api, sei che capitano. Api si fa saltare malamente Darkstar. Difficile arrivare su un traversone del sbaglia anche Emanuele, no. Vuole tirare. Mamma mia, cambi. Un ottimo siamo stanchi. che poteva anche portare al gol.
Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Alerek, mettiamo Nicola Pardo al debutto. E ha munito Alerek. Poi il Mencarelli. Pirchi è troppo fuori forma. E facciamo sta prova, anche se non è il suo ruolo. Vediamo se può rendere da trequartista. Anche se la vedo dura, comunque è solo una prova. Sì, Gheorghe Hagi lo vedo là. Credo vogliano limitare i danni sui cross Chino e le Bellic. palle alte, piazzando un sacco di uomini in mezzo Rocco alla Barocco. rigore. C'è Fallo. fallo. Sì, Terence la prossima deve riposare, lo vedo stanco Terence. Sanzione, cartellino giallo per lui. Voglio provare Alexandro, voglio provare. Sicuramente proverà la Mencarelli al debutto, forse non mi ricordo. Un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Però 70. Sì, sulle punizioni solo il Bodel più forte. Sulle punizioni così. Proviamo, dai Alexandro. Dimostrami che sei un campione. Ci prova! Ah, peccato. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Polemiche. Attenzione di testa. Di testa uno è troppo basso, Mencarelli. Sulla destra. No, Mencarelli, che cazzo era, non lo so. Mencarelli è qua. Stiamo soffrendo però, Riesce ad allontanare. Brava, qua ha fatto una gran cosa. Pallaccio però. Vai Peri. Peri. Mamma mia che barocco. Mamma che barocco, signori. Mamma che barocco. Che poi assomiglia anche al Cume, proprio sei ispirato al Cume, ragazzi. Lui è stato bravissimo ad approfittarne. E si riparte. Mamma Rocco Barocco, non si può dire niente a Barocco, le distanze con questo sarà gol. dura portarli al Chissà posto se adesso. cercheranno di segnarne un altro. Megoglioni. Prova la giocata A parte quando è fuori forma, ma se è in forma bisogna metterlo sempre per il momento. Ha avuto vita facile nell'ultimo turno, ma ha strappato comunque la vittoria. Crossa il pallone a centro. Attenzione, madonna, Mencarelli al debutto. Sicuramente. Che venendo, oh, senza il ball del Cume lei, ma giochiamo bene. Mencarelli. Di testa qualcuno. Ah, peccato. Sì, Barocco ci porta in A. Progressione, palla al piede. Mamma mia, mamma mia, dai Api, chiudila tu. Api, chiudila! Bravo Mito. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Una grande occasione di tornare in come se la dura togliere la microta al Barocco, se la dura anche a Gervasi per il momento. Cerca il cross in mezzo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. Dormita generale Mito. Che cazzo, madonna, meno male che hanno sbagliato. Per avere maggiore libertà nella gestione. Mencarelli, che cazzo. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ragazzi, le scivolate sono alla base del mio gioco però. E di un difensore, quindi devo giocare anche con lo stile. Effettua un cross dalla tre quarti. Che ho fatto i giocatori. Decidono di giocarla all'indietro. Bravo Peri. Intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare. Mencarelli, buttala su. Tocco morbido. Ancora per Barocco. Mamma Barocco. Madonna, Barocco sembra il Cume dei tempi d'oro. La mette dentro. Cerca la soluzione aerea. Non ci credo. Non si fermano più, ancora gol di Bellic. E con un vantaggio. Mai giocato così in vita mia, non so che. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Questo è un colpo di testa da mano. Ciao Fabio Primofiore. Coordinazione perfetta. Sti attaccanti qua mi stanno sul cazzo, li venderò presto. E fallo. Mamma mia, raga. Che coppia, ma anche non ho mai giocato così a PES, cioè. È vero che questo cambio, questa mod che migliora la giocabilità lo rende molto più veloce e più bello, però. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Catroia. Qua si va in A di corsa, Se continuiamo così. Bellic per Terence, molto stanco. Terence sicuramente turnover. Terence. Qui deve tirare. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. Eyman comincia a protestare.
Dai, no, cazzo, la stavo prendendo, peccato. L'arbitro gli si avvicina. Peccato. Ci sono più interventi da Cume. Giallo. Però anche Belic è buon serbo, è molto aggressivo. Come potete Rocco di meno. Questo è un esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Anche il Bod è molto aggressivo, abbiamo 3 aggressivi e uno no. Ah, Api impazzito, signori. Il fischio che determina la fine della gara. 4-1 show, vediamo ora in campo, se la giocheranno sicuramente il serbo e Rocco Barocco, vediamo chi vince. Rocco Barocco, tutti e due, Rocco Barocco e Belic. Il peggiore in campo Zincaro, Mencarelli e Bello sono entrati da poco, però di quelli titolari il peggiore Zincaro. Complimenti alla coppia Bomber in questo momento. 4-1 Rocco Barocco è finito. Mamma mia che Venezia. E siamo al comando. Oh la la la. Molto bene. Molto bene. Alessandro Eva fuori posizione, si è incazzato. Ecco, Eva, già il rumeno si incazza. Quindi bisogna stare attenti, rumeni, serbi, giamaicani. Cos'è? Che paura che ho preso. Sì, mi piace la Giovanni Giacomo, ma... Vabbè, vediamo se arrivano offerte, vediamo subito Belic e st'altro. Nico Belic, 8 milioni di Dinamo Mosca, no, riflettiamo. Sì, veramente, pensa, i due... Allora, la squadra si è fondata su Bode e Cume, vabbè, gli amici di sempre, il Poleiman, il primo dello zoccolo duro, e il rumeno, il genio e pazzia. Oh, stiamo fallendo quasi tutti, almeno io un gol ho fatto, per carità di Dio, però... Barocco, Chino Bellic, i migliori. Ecco, c'è anche questo, è vero? Ovvio, silenzio. Dobbiamo solo che stare zitti in questo momento. Stanno aumentando. Aumenta Eyman, aumentano. Qualcuno aumenta, questo è importante, dai. I senatori spodestati. La prima in casa. Debutto casalingo. Ciao Francesco. Ah, le notizie, giusto, avete ragione. Tielemans, grande attesa per la partita contro Salernitana. Paul Heyman commenta in vista della partita contro la Salernitana. Attento con entusiasmo ogni partita. Ho perso il coso. Trattativa. Mi dice di seguire Sosa? Beh, belli questi. Mamma mia che giocatori. Ciao. Ciao Hiro. Prima in casa. E intanto attenzione, prima dichiarazione del Cume, è inaccettabile non giocare con un giocatore che ha copiato tutte le mie mosse. Barocco risponde, Cume ti amo, quindi io faccio quello che voglio. Prima fai da Barocco veneziano. Allora, Barocco fuori forma, però Belic in forma. Oh. Barocco è proprio messo male in questa, Allora, Cume, Belic. Alice back, c'è Terence, bisogna metterlo in panca, Terence. Quindi al posto di Terence ci cazziamo Daniel Andrew Mayweather. Oh, Pintus non è mai in forma, ragazzi. Porca miseria. Ciao Giacomo De Rold. Anele che ha fatto il rigore. Proviamo Alamos a sinistra. Dopo i terzini possono fare tutti i ruoli. L'ho fatto apposta. Gervasi per il momento lo mettiamo. Charmi. Il secondo portiere adesso devo tenere per forza. Vabbè, andiamo così. Sì, in questo momento Pintus e Pardo meno in forma. Vabbè, ci sarà spazio anche per loro tanto. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Vai. Il Venezia, la Salernitana.
Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca. Vai Pintus, è una buona occasione, Sfruttala, vai, anche Alex Beck lo voglio più propositivo. Poi dai, Polema, ecco, non c'è niente da dire, vai Paul. Pintus. La mette in mezzo. Il cross non dai, è madonna, il Cume è nervoso. Alessandro Bernardini con il lancio in avanti. Cerca di superare la difesa con questo Gervasi lungo. E comincia lo show di Gervasi. Cosa fa Mito? Impazzito Mito. Impazzito Mito. Ma c'è Gervasi. No. Del passaggio, ma non l'ha grande Mito. Mamma mia, però che errore. Non è stato difficile fermare l'azione. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. Sì, valeva la pena provare. Michelotto. Anche se segnare da lì Michelotto non ha ancora capito che ruolo è in squadra. Non ha ancora capito Michelotto. Vai Alexandro. Effettua un cross molto bene. Veneziano. La mette sulla sinistra. Chino Bellic, autore di un gol memorabile. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Rosinaldo. Occupa i bassi fondi della classifica dopo 3 partite in cui non ha mai ottenuto una No, vittoria. no, brutto errore. Madonna, cosa ha preso Mito, non so come. No. Dio, va. In out, ci sarà rimessa laterale. Bravo, questo è quello che voglio da Eman. Sei nato per questo, che sei piccolino, cazzo. Dai Eman. Vuole la profondità. No. Bell'anticipo, pericolo sventato. Cazzo. Il Cume la recupera. Ecco, i recuperi del Cume, Bellic. Bellic! E supera il portiere. Assist del Cume, gol di Bellic. Molto importante. Anche Bellic non scherza, mamma mia. Il Venezia bravo, queste sono le tipiche azioni del Cume. Sfruttando un'ingenuità degli avversari. Perdere palla il Cume recupera sti palloni, show, grande passaggio, e Bellic da fuori area, missile terra area. Come sto giocando anche il Cume è vero, però, cioè io intendo. Sono passati in vantaggio, vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Dai. La spinge in avanti. Bravo Alexandro. Qua chi non sbaglia. Attenzione Daniel Andrew. Può provare. Buono. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Sì, il nostro serbo va in nazionale. Sono molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione. Alexandro. Meglio. Pennellata, niente da fare. Pintus. Alamos che ha fatto lo show nella partita che ha giocato. Ottimo disimpegno. Alexandro. Oh. Intervento a liberare. Pintus. Veneziano. Ottimo disimpegno, fondamentale. Hanno ottenuto un fallo laterale. Pintus. Alice Beck. Madonna, ma cosa cazzo fa Bellic? Madonna, ma fa di tutto Bellic. Bella palla, ad allargare il gioco. No, Alamos, brutto errore qua. Cerca spazio. Chiudiamoli. Bella Madonna. Apertura. Non è finita. Bravo Ale, dai che andiamo su. Vai Paul, inventa Paul. Prova a fare tutto da solo. No, Cume. Sulla destra. Pintus. Spunto. La mette dentro. Madonna Bellic. Poca velocità qui. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Ammonito chi? Anche stavolta. È decisamente un gran Api. talento, riesce Ammonito a determinare Api. da solo l'esito di una partita. Dai Cume, bravo, vai Ale. Bella azione. La difesa peccato. riesce a cavarsela in questa occasione. E qui prende chiaramente fallo su l'avversario, Pintus. dunque punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Si è giocato uno spezzone della penultima partita, no Pintus, però che... Anche il Cume prova se... Vai, Cume, tutti gli attaccanti pazzi, veramente, mamma mia. Se segnavo da là veniva giù tutto. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Alexandro, sai cosa fare? Può contare su giocatori molto abili. Eccolo qua. Madonna! Andrew per poco. Vicino, però non ha trovato la porta.
Qui il portiere tira davvero un sospiro di sollievo. Sa bene che non ci sarebbe mai arrivato. Dai Kuman, devi sfruttare le tue caratteristiche, cazzo, di bomber alla Van Nistelrooy, alla Luca Toni. Allarga sulla fascia. In passaggi faccio cagare, Alice Beck. Ecco il cross. Kuman. Però di testa il Kuman non le sbaglia. Guarda che belli. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. 2-0. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Bravo Ale. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Bravo Kuman. Niente da fare per il portiere. Non c'è neanche di piede però, cazzo, 2-0 dunque. Un gol determinante. Con 2 reti di scarto possono sembra troppo bello per essere vero sto di gestire Venezia. la partita. Lancio Sì, veramente sarà dura, Grande Alexandro. Dai Alexandro per Paul. Eccola qua la coppia, bravissimo. Dai Paul, cazzo, ti usa quel picco fisico che hai. Madonna, che fatica che fa. Ottimo disimpegno, la spazza via. Alamos. Alexandro. Ha provato. Tiro del tutto fuori bersaglio. Sì, Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Si manca il bote, sta andando a zoccole tutta la vita. Grande Ale. Il Kuman gioca tanto di fisico, proprio di sponde così, è classica. Cioè, anche nella diventa un mito era così. così. Lunga a cercare il compagno in avanti. Quindi il Kuman è questo. Prova a salire in aria. Va a cagar, va. Chi se l'è perso? Hanno trovato il gol in pieno recupero. Bello il cross, ottima conclusione. Colpo di testa fantastico. È piombato da dietro bruciando sul tempo la difesa. Se l'è perso Alamos. La palla con grande convinzione e precisione. Se l'è perso male Alamos. È stato un bel primo tempo. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 perso anche gol. la chat. E ovviamente tutto è ancora possibile. Minchia, adesso più ripeto, queste stagioni sono una prova, però dopo quella su PES 18. Così posso vedere dove ho sbagliato, cosa ho messo, però già questa è bella. Però tanto Miki, se tu sei presente ci sarai sicuramente. Dai, Kuman, prova a metterla Kuman non è in forma dal punto di vista dell'velocità. Prova il filtrante. Occhio ragazzi. Interessante. Se ne va. Oh madonna, attenzione. ancora. C'è spazio, occhio. No, Alamos devo levarlo. Primo cambio, Alamos fuori. Vediamo fiducia a Pardo. Attenzione a bordo campo. Alamos saluta tutti, si cappella di applaudi, le fa tutte le cappelle Alamos. Entra il piccolo Pardo. Dai ragazzi, mi torni in via. Kino Beric. Alexandro. Ottima pressione. Non c'è niente da fare, sembra una maledizione per i due big. Cercano di rilanciare. Mi dispiace troppo, cazzo, non capisco. Francesco Della Rocca. Ma Alexandro, bravo. Era partita bene, vai Daniel. è riuscita ad arrivare in area però. Se segna Pardo viene giù lo stadio. È il più piccino della squadra. Vai Daniel, madonna Daniel. La butta dentro. Madonna No, non ha senso questo gol, madonna che gol che ho fatto. Sono la gioia per tutte le ale, mamma mia. Sì, si è tuffato con il tempo giusto, davvero un bel gol. Mostruoso questo gol. Cosa ha fatto Daniel? Però sì, ma sto gol è inaccettabile. Mamma mia, cosa ho messo, che bomber. E si riparte con 2 gol di vantaggio. Adesso bisogna però capire. Allungano le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Il Kuman di testa il centrocampo con il passaggio. Dai ragazzi, Alice Beck. Passaggio in avanti. Veneziano. Alice Beck. C'è spazio per calciare. Paul. Ma Cristo tira però Paul. In modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Quando segni inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo,
E ha evitato un gol quasi certo. Daniel Andrew. Si libera la grande. Può calciare a rete. Ancora. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Non capisco sta crisi, devo essere venuto a giocare un po' per Paul e Alexandro però adesso, perché non accetto, sfruttano cazzo. maggiormente le fasce, sembra anche a me. Bisogna dargli fiducia, io sono un allenatore che dà fiducia. Compatti. Bravo Pardo. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Oh, bravo Paul, finalmente una bella azione. Belic. Daniel. Cross verso il centro dell'area. La difesa fa il suo, allontana la palla. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Allora, Bode, svegliati, cazzo, ti do una chance, ma svegliati. Esce Picella munito. Volevo mettere Michelotto, ma volevo dare una chance largo, con ad Alexandro. Intercetta opportunamente, visto che dai, l'azione Paul. è pericolosa. Il Cume perde palla. Intervento al Bravo, limite, ecco non mi è Api, sembrato questo è quello che voglio da Api. Palla in avanti verso il compagno. Chino. Bell'intervento. Chino la perde. L'arbitro dice che non è fallo. Decidono di giocarla all'indietro. Palla che torna nella zona del portiere. Alessandro Bernardini. Stiamo attenti, ragazzi. C'è la palla lunga in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Grande molto scoperti qua. Prova il cross basso. Bravi. Alex back, dai. No, che cazzo, dai Ale. Applicati. Ottimo intervento. Bravo Paul. Ha visto e dopo la perde, niente da fare. non c'è niente da fare. Cerca il traversone rasoterra. Colpisce il pallone. Bravo Mito. Rosina la mette sulla fascia. Bravo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Vai Dark Star. Difficile arrivare. Vabbè, va bene. Francesco sì, se è che noi ci sto, alla fine arriviamo spompati a fine partita. Intervento davvero provvidenziale. Attenzione Lamberti. Bravo Pintus, non ha giocato male Pintus, man. Prova il traversone. Vai Bode, vai, cazzo, tu sei il più bello della squadra, però Bode. Idea buona, precisione no. È un Bode svogliato, lo vedi il Bode che è svogliato, cazzo. Prova la giocata nello spazio. Qua l'unico modo per intervenire. No, cosa fa Gervasi? Supera la linea, gol! Errore di Gervasi. Proprio allo scadere hanno trovato un gol pesantissimo. Mamma mia, non me l'aspettavo da Gerva. Brutto errore. Poteva sbagliare. Alla dormita. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per Dark Star non riesce a fermarlo. Gervasi si fa anticipare come un pollo. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. E c'è il boato del pubblico. Finisce 3-2, la vinciamo, ma a fatica. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura. La partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. La partita di oggi dimostra che alla fine vincere no, ma ragazzi, non una questione di testa. 8,5 per il Cume, migliore in campo. Alamos 5 si è visto. Alexandro 6, finalmente la sufficienza. Paul Heyman 6, sopra non vanno. Bode 5 a me, vabbè, sono appena entrati, ok. Pardo si becca il 6 intanto e lo inchiappetta a tutti. Bravo Pardo. L'Avellino sta andando alla grande. E la Picella è impazzita, ragazzi. L'Api è impazzito. Nazionale va qualcuno? Ok.
Però stiamo andando bene per il momento, eh. Attenzione, siamo contro il Pescara, squadra da non sottovalutare, ragazzi. Terence commenta: non ci avremo trovare impreparati. Oggi vinceremo, signori. Terence scatenato. Che cazzo, madonna del Dio. Ragazzi, al primo minuto Michelotto e Gigi Palla. Bisogna dare fiducia al Pirchio al posto di Gervasi. Alamos non mi è piaciuto nell'ultima. Fiducia a Pardo. E proviamo così. Ragazzi, entra Michelotto e mosso a cazzo. Mi spiace, non capisco Eyman. Non capisco Eyman e Alexandru. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi. Fra poco dai, inizierà. Oggi si affrontano vai. Venezia. Bode, Pescara. per piacere, svegliati, grazie. Gigi Palla. Luca Marchegiani. Grazie Fabio. È Grande un piacere Michelotto. commentare questa partita insieme a te. Alice Beck. Gigi Palla. Madonna, Michelotto, signori. Michelotto se ne va. Michelotto se ne va. Non possiamo pretendere tanto da Michelotto come tecnica. Attenzione. Michelotto. Ma che numero di Michelotto! Veneziano. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci Gigi Palla. troppo, non sono ammesse Alice Beck. esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol Bode, non è quasi la certo. testa il suo punto forte. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Ottimo senso della posizione, ha intuito bene la direzione del cross. Forse avrebbe meritato anche Ancora panchina per Rocco. Entri Rocco. Non preoccuparti. È che devo dare fiducia un po' al Bode. Come ha fatto 2 gol. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Bravo Pirchio, al debutto mi sembra. Michelotto. Gigi Palla. La butta in mezzo. E c'è un bel pallone in avanti. Cioè, perché Gigi Palla fa sia assist e Paul, no? Perché? Cioè, è questo che non capisco. Michelotto non può non prendere di testa. No, Michelotto, dai, di testa devi prendere. Lungo passaggio in E avanti. qua sbaglia anche Palla, però. Il Venezia ha portato a casa i 3 punti nell'ultimo turno, anche se ha fatto bravo Api, si è rifatto, sembrava in ritardo, poi recuperato. Non ha mollato fino alla fine. No, Michelotto, non perdermele così. Bravo Api. E adesso Bel cambio gioco per Terence. Riceve questo pallone. Gigi Prova Palla. a scavalcare il centrocampo con il passaggio. No, Prova a come giocarla no. dentro dalla distanza. Stai dura, Balsano. Palla in avanti verso il compagno. Bravo Pintus. Michelotto. Palla. Veneziano. Michelotto. Palla la perde. Bravo, Michelotto fa una confusione, cazzo. La mette in avanti. Il Bode. Bode. Chance Come? per tirare. Peccato. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Lancia No, il Mito, compagno cazzo nello fai? spazio. Bravo Api, grande. Credo si tratti di rimessa dal fondo. Ok. Michelotto di testa. Va bene. Mito. Rinvio del cacchius di Mito. Apicella recupera. Gigi Palla, non perde. Bravo Gigi, Gigi sfrutta il fisico. Vai Gigi. Allarga sulla fascia. Alice Beck. No, Alice Beck sbaglia tutto qua. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. C'è anche Mini che non mi sono dimenticato. Gigi Palla.
Il Cume. Qua è un po' impossibile segnarla. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Probabilmente l'impatto con la palla non è stato dei più puliti. Bravo Ha cercato Pintus, di colpire con troppa che forza, però poi la sbaglia me. malissimo. Palazzi. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone Bravi. profondo. Vai Gigi. Prova a saltare Bravo il Gigi centrocampo. per il Bode, che si è visto pochissimo, ma è la sua occasione. Che botta! Ha sprecato Mamma una mia. buona palla. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Voglio commenti dalle due stelline, Gheorghe Agi e Polema. Una serie però, perché qua io ce la sto vivendo seriamente questa stagione. Intercetta il passaggio per Bravo Pardo, Pardo, ridendo scherzando, Pardo, spaghi il Vai Terence, si è visto pochissimo, ha vai cercato di Terence. sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Terence. Veneziano. Alice Beck. Occhio alla conclusione. Peccato. La parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Dai Bode, lui come battito. Mamma mia, Bode Cume. Mamma mia che gol. Cioè il Bode è il più forte nei tiri da fermo, perché anche nella realtà è il più forte. Mamma mia il Cume. Calcio d'angolo battuto benissimo. Qual è? Questo è il Bode. Boom, che stacco, mamma mia. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Il bomber, ragazzi, è di testa, è micidiale, però devo cominciare a segnare di piede. Il risultato si sblocca 1-0. Bravo Bode, primo assist. Si sono impegnati il Bode è più una seconda punta. Ora bravo evitare la Michelotto. rimonta degli avversari. Gigi palla. Alice Beck. Il Cume. Vuole la profondità. Sbaglia il Cume. Lancio lungo del portiere. Pintus. No, Pintus, bruttissimo questo. Riceve in ottima posizione. Se ne va. Bravi. Bravo Gigi, buon primo tempo. Arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione. Io voglio ma incazzato nero alla fine della prima frazione, incazzato Paul e Alexandro. Secondo tempo sia tutto da vivere. Le grandi delusioni di questo inizio di stagione. Si riparte per il secondo. Mi piacerebbe fare record di vincere, di non perdere mai. Siamo ok, manca ancora tanto, però. Grande Gigi. Fallo su Gigi. Apertura di gioco sul fronte opposto. Occhio. Brutto questo. Ganz. Grande Mito. È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. L'arbitro lo chiama. Ma cosa ha fatto? Si è drogato Nati. Si è drogato Nati. Tanta munizione per Api, però. Grande Michelotto. Occhio. Che fastidioso che è Pardo. Le recupera tantissime Pardo, piccolino come Terence. Grandissima azione. Dai Bode. Dai Bode. Dai Bode, sei solo. Difesa del Pescara non esiste. Vai Bode. No. Non ci credo. Sì, è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Entra Rocco Barocco. Ed entra. No, Polema proprio no, oggi non può entrare. Entra Alexandro. Per il buon Michelotto. Ottima prestazione di Michelotto. Vedo movimento a bordo campo. Sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche grande istante. Michelotto. Ottimo Gigi intervento palla. di apertura. Vuole la profondità. Cume. Alice Beck. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi. Dai ragazzi, dai. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo.
Bravo Pirchio, ho giocato bene Pirchio, per il momento. Prova la giocata nello spazio. Vabbè, non possiamo anche chiedergli anche i passaggi. Terence un po' spento oggi. Suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Pardo. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Ma porca puttana, ma fai davvero? Niente, c'è niente da fare. Cerca l'uomo là davanti. Se non sbaglia neanche Pardo, che insomma non è nei passaggi la sua arma vincente. La difesa avversaria. Gigi Palla in difficoltà adesso, Alexandro nervoso. Alexandro nervoso. Spazio sulla fascia. Dai Api, bravo. Fallo su Api, bruttissimo. Calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa che ammonito. Giallo. Pardo. Terence. Fallaccio su Pardo. Brutto l'intervento. Mamma mia, è nervoso il Pescara. La sanzione. Cartellino giallo per lui. Il Pescara ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Pirchio. Alexandro. Bravo Alexandro. Grande Alexandro. E dopo la perde. Prova un traversone dalla tre quarti. Bravo Pirchio. Rocco Barocco. Cerca spazio. Passaggio errato del Cume che non è certo nei passaggi la sua arma vincente. Numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cocco. Vuole la profondità. Capone. Attenzione a Capone. Cerca spazio. Fallo su Api, dai. Alexandro. Gigi Palla. Gigi Palla male, Gigi Palla male. Effettua un cross dalla tre quarti. Forse li ha fatti tutti i cambi, mi sembra di sì. Se no lo levo. Entra Polema, male Palla sta partita, molto male. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Vai Pirchio, grande Api comunque. La giocata nello spazio. Guarda cosa fa Pirchio, ma queste cose deve farle. Ecco che Alexandro però. Dai cazzo. Del 2-0. Intervento strepitoso. Subire un gol ora avrebbe reso difficilissima la situazione. Ecco il corner. Rocco Barocco. Terence stacca. Pintus. Ecco il tiro. Attenzione al tiro. Mamma mia, no, Rocco Barocco è schifoso però. Una grande occasione. Micidiale Rocco Barocco. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Dai, veneziano. Stendardo la mette sulla fascia. Prova Pintus è stanco, però è fuori. Non ci può arrivare. Sì, Rocco Barocco è il leader indiscusso di questo primo live. Pirchio molto bene. Alexandro, dai che sei appena entrato anche tu. Alexandro per Paul. Pirchio. Il Venezia a quanto pare proseguirà la propria striscia di vittoria. Ma no, Cume. Vai Poleyman. Poleyman! Parata. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata di spirito. Se Poleyman scende di testa me ne vado. Bravo Terence. Se ne va. Terence si è visto poco ma fa sempre qualcosa. Terence. Pallone dentro. Devia di testa. Non facile. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Il Pescara deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione. Bene, se c'è nato Rincon, bene, al Fanta, spero di sì. Al Fanta, quello non del canale, però. Alexandro. Beh, direi che adesso Terence, bravissimo da stanco. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Quanti palloni perde Eyman. Inizio difficile per Eyman, 1-0. Il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Partita non facile da decidere il Cume comunque c'è si prova a fare. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Sì, Venezia rullo compressore, veramente. Mai partito così su una Master. Ok.
Sì, ma io Paul e Alessandro ti ho messo come davanti alla difesa, ma con proiezione offensiva, quindi non ha senso, sinceramente. Non ha proprio senso questa cosa. Non capisco, sinceramente. Grazie, Appi. Pazzo, Appi. Terence, lo so, ma il problema è che anche tu, Terence, anche se sei un strappapolmoni, sei anche tu umano. Però sì, diciamo che più che altro il problema è che io ho messo 2 fasce veloci, però comunque veloce Terence più teoricamente tecnico Ale, anche se Ale è un po' incostante per il momento. Il problema sono i 2 centrali. Apicella squalificato, bene. Come nel veneziano, un ottimo rapporto con se stesso, bene, mi fa piacere. Ok, allora. Niente, cioè guardate la beffa. Alessandro così, Michelotto e Zincaro, i suoi cambi sono tutti e due belli. Cioè, è pazzesco. Cioè, è pazzesco. Pazzesco, pazzesco come c'è. Cioè, incredibile. Non so cosa dire. Alere che in un periodo che è fuori forma. Anche Terence. Vai, si va così. Pazzesco comunque Alessandro, è pazzesco. Col Parma è dura, Benvenuti a tutti. Adesso vediamo, dopo questa partita vediamo di fare qualche cambio. Fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Vediamo di fare qualche cambio, anche se però la squadra c'è, onestamente gira adesso, è quello discorso, cioè mi dispiace perché sta giocando bene fare dei cambi. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, io sono pronto, tu sei pronto? Quindi questo è il discorso, è che non avrei potuto immaginare che i 2 pilastri sono i peggiori per il momento. Ceravolo, Coleman, prova il filtrante. Aia, 1-0. Non abbiamo neanche capito cosa è successo. È arrivato subito il gol. Fantastico, questi 2 giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Hanno trovato subito. Ci ho provato. Madonna di Dio, a caso. Incredibile. Madonna, Bellic è pazzo. Bellic è il pazzo della squadra. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Alice Beck. E la difesa. No, ma Eyman di testa anche no, però. Passaggio in avanti. Ma non siamo in piena sofferenza. E c'è un bel pallone in avanti. Vera, non ci arriva nessuno. No, però non si può dormire così. Inizio disastroso. Oggi sono usciti dallo spogliatoio con una determinazione feroce. Non ho capito sinceramente perché mi è rimasto fermo il difensore. Assolutamente cioè, nessuno. Credo che non abbia nemmeno guardato. Gervasi ci ha provato. La sentiva. Ha colpito di puro istinto. E Peri sbaglia tutto. Giusto. Non ho parole. Inizio sconcertante, era chiaro che non poteva durare. Con maggiore tranquillità. Calma, Daniel Andrew. Peri, sveglia. Peri ha fatto un errore colossale. Ottimo dribbling. Cross in arrivo. No, vabbè, Paul, ma che cazzo, per carità non è quello il tuo ruolo, però. Sei piccolino, cazzo, devi sgusciare. Palla in avanti verso il veneziano. Lungo passaggio in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto. Dai, poi al posto di cadere, Paul, cazzo. Vuole la profondità. Mamma mia, stiamo subendo da ogni parte. Cerca la profondità. Bravo Mito. Sofferenza incredibile. Compagni pronti là davanti, il cross però vai Daniel. Preciso. No, di là, era per l'altro, errore mio. La mette in avanti. Paul si lancia, cioè è il nuovo sport di Paul. Cioè Paul, il trequartista sta in difesa a lanciarsi, che bello che è Paul. Peri.
Daniel. Chino. E qui hanno cercato l'azione manovrata, prolungata, in attesa di trovare lo spazio per l'affondo. Siamo proprio smarriti oggi. Paul, dai, Paul. Bravo. E la perde. Cerca spazio. Darkstar, ma anche Darkstar male. Bravo Mito. L'arbitro lo chiama cartellino. Ha ammonito Gervasi. Gervasi in calo, Bravo. Dai, Heyman. Occhio alla conclusione. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Non me l'aspettavo sta sconfitta per il momento così clamorosa. Dai Zincaro. Zincaro. Vai Kume. Vogliamo il gol di piede Kume. Vogliamo il gol di piede Kume. No, la cagata Kume. Bella palla. Ad allargare il gioco. Zincaro. Daniel. Chino oggi assente. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ragazzi, ho bisogno della squadra unita, però non sento la squadra unita adesso. È nelle difficoltà che si vede se siamo una squadra. Zincaro. Paul. Prova la giocata nello spazio. Daniel. Si libera la grande. Vai Daniel. Bravo. Emanuele. Chino. Ci mette una pezza. Zincaro. Heyman. La conclusione. Una ciabattata di ma Heyman. sul portiere. Beh, non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di no, segnare cumulativo sono maledetto. C'è il lungo pallone in avanti. Bell'anticipo. Dai, Paul Heyman. Paul Heyman. Prova il filtrante. Gran girata del Kume. Fa quel che può. L'uomo là davanti. Peri. Vuole la profondità. Stiamo giocando la peggior partita. Il Kume però fa questi recuperi, mi gasa. Passa la Kume. Daniel. C'è spazio per calciare. Buono il cross tagliato. No, però Heyman di testa no. Difficile arrivare su un traversone del genere. Bravo Darkstar, finalmente una bella giocata di Darkstar. No! Daniel. Bene, e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta. Darkstar che è in proiezione offensiva. Avanti, vediamo cosa inventa. Ottima. Due tiri Darkstar più di Heyman in tutta la stagione. Grande Kume. Cioè, Heyman, dove sei? Heyman. Primo tempo che si conclude dunque qui. Molto male Nikino Belic. Rocco Barocco. E non me ne frega un cazzo. Adesso Laxi, Alexandro e Heyman fanno faville, non mi interessa, è inaccettabile. Adesso si intestardisce l'allenatore. Ciao Miki, chiusi. E iniziano i secondi 45 minuti. Vai Mark. Devono assolutamente. Vai Terence, hai ragione, vai Terence, hai ragione, dalla panchina Terence. Ma soprattutto per riprendere fiducia loro. Dai Ale, dai. Sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Prova la giocata nello spazio. Se non c'è difesa, senza Picella stiamo soffrendo, però. Occasione, può tentare la conclusione. Eccola la rete. Senza Picella, Fioi 3-0 comunque. Sarà anche un porco. È un giocatore molto fisico, tante ammonizioni, però. Non farci nulla. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. Male. Heyman perde l'ennesimo pallone. No, vabbè. C'è Paul, non lo so, vecchio mio, ti voglio un bene dell'anima. La conclusione. La butta in mezzo. Chiede scusa ai compagni. Vai Paul. Questa palla non Paul proprio fisicamente. Che cazzo sei veloce, però sei uno di più veloci. Conquista il pallone. Pallone morbido verso la fascia. Alice Beck. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno. Mamma mia, che delusione sta partita. Siamo ritornati sulla terra, ragazzi. Grande movimento nello spazio. E passa. La mette dentro.
Oh, finalmente quello che deve fare Eyman, uscire non si così. può dire certo Era che questo per fosse un perdere, cross da vabbè, manuale, cioè. anzi tutt'altro. Dai, mi sto Cerca di lanciare il nervosendo. compagno. Attenzione dal campo, il Kume fa segno a Eyman. Calma Eyman, sei forte cazzo. Dai Alexandro, Alexandro, può far tutto Ale. Continua ad andare, palla al piede. Bravo Ale. Il Qua il Parma Kume è un sfrutta tutto il po' campo con sbagliando. questi movimenti verso l'esterno degli attacchi. Bravo Sì, Paul. Fabio, ma non sono sicuro Daniel che sia Andrew. la cosa migliore da fare. E perché? Beh, Alice perché Beck. sacrifichi troppo gli attaccanti, li allontani troppo Malpintos. dall'area di rigore. Certo, attirando i difensori Errore anche di sull'esterno crei Pintos. spazi al centro, ma poi in mezzo non ci sono gli uomini che hanno maggiore dimestichezza con il gol a sfruttarli. Dopo una serie di belle vittorie arriva una brutta sconfitta, Bravo Alexandro. Prosegue nella sua corsa. Alexandro. Va di testa. E vaffanculo. Si sveglia Alexandro. Grande assist. Gol del Kume. Sfruttiamo il 1,92 m. Mi sta salvando l'altezza in questo momento. Manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente Bravo da fare Alexandro, per il portiere. finalmente un assist. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Terence. Con 2 reti adesso da recuperare. Ultimo cambio, entra proprio Terence, che può dare l'infa. Bravo Alexandro. Ha portato a casa i 3 punti nell'ultimo turno, anche se ha faticato non poco Peri. per superare l'avversario. Paul. Un avversario che Madonna, Paul Cristo. Riceve in ottima posizione. Bel pallone. Darkstar. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Paul Eyman, oh bravo Paul. Gioca una palla lunga. No, non ci credo. Il Venezia riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato Darkstar, un gol sicuro. dai, Christiansen, Azione fallo. fallosa, nessun dubbio. Paul. Peri. Dai Daniel, dai cazzo, niente, non ci crede tanto la squadra. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Dai, sveglia, Rocco Barocco inesistente comunque. Il Kume sta un po' oscurando tutti, come è normale che sia. Dai Rocchetto. Ancora fuori dall'area. Abbiamo giocato tutti male oggi. L'episodio del gol di testa è solo perché, ripeto, sfrutto la mia altezza e l'abilità di testa, ma... Gervasi, errore. Tutti male oggi, tutti male. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso. Paul la butta su. Bravo Rocco. Bravo Kume. Rocco. Occhio al tiro. Bravo Rocco, bravo, bel tiro. E ha fallito una buona occasione da gol. Una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione è comprensibile. Beh, Alexandro. Pericolo sventato almeno per ora. Pintus. Eyman. Dai Eyman. Male, male. Ecco che parte il cross. Occhio ragazzi, occhio. Bravissimi, dai, proprio un altro gol. Bravo Kume, vai Rocco. Vai Rocco. Ottimo intervento. Rocco si incazza. Rocco sente la pressione del Kume, è normale. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Finisce qua, prima sconfitta all'Ennio Tardini di Parma, Parma 3, Venezia 1, mito incazzato nero, squadra veramente sottotono oggi. Durante la partita fa male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante occasioni. Ragazzi, Emiliano in campo per solo per il gol e anche Alexandro per l'assist. Bene, dai. In ripresa Alexandro, Eyman 6, tanti palloni persi però. Diciamo che Paul ha salvato forse i passaggi, però ha perso un sacco di palloni. Veramente, veramente tanti.
Nata di veneziano, l'unico della squadra. Vai. C'è il Novara adesso. Sì, Paul, perché Paul è il leader, no? Peri vuole ammettere che siamo già concentrati. Allora, schema di gioco. Che cazzo di modulo faccio? Cioè, non possiamo mettere un attaccante, raga, perché non è giusto. Sta giocando bene in tanti. Cioè... Nessun modulo mi ispira, eh. Ciao Andrea Cannistra. Niente ragazzi, non vedo un modulo, sinceramente questo è il migliore per i giocatori che abbiamo, per il momento. Attenzione, Paul si vuole defilare, eccolo qua, anche là, bisogna vedere come stai però, perché sei in forma voglio tentare. Diamo spazio al secondo portiere, debutto di Charmy Music. Pardo torna in titolare, bravo Pardo, Pardo c'è sempre traina per Darkstar. No, però non è cattiveria, ti amo traina, però voglio la coppia centrale titolare. Rocco, cazzo, qua è dura perché il Cume continua a segnare. Il Bode non lo faccio mai giocare, però. Bode, stai giocando di merda, mi dispiace, vecchio mio. Facciamo riflettare Alice Beck. Terence lo mettiamo. E Zincaro, niente, cioè Alexandro non riesce ad andare in forma, non c'è niente da fare. Però dai, ha fatto l'assist, Zincaro lo mettiamo nel secondo tempo sicuramente. Eman, ti do fiducia. Darkstar. Benvenuti a tutti i telespettatori che assistono. Noi vogliamo il gol di Nicolò Pardo, lo vogliamo tutti. Inizierà la partita. Il Novara, il Venezia. Ma Alexandro non gioca tre quarti. Attenzione, il Cume subito. Un saluto anche da parte dai, mia. che lo sa anche di piede, cazzo. Buon inizio del Cume. Terence. Rocco. Senza troppi no, Rocco, Tamocari. Gervasi. Almeno per ora. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Passaggio in avanti. Dai ragazzuoli, dai. Eyman. Alexandro. Il Cume. Barocco. Terence, il nostro trainone. Terence. C'è il cross. Allontana. Eyman. Prova il tiro al volo. Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. No, Paul. Cerco di darti fiducia perché insomma mi sembra giusto, cazzo. Però non è il tuo credito, sei quasi esaurito però. Attenzione Maniero, siamo in crisi, Mamma mia. Vediamo anche Charmy in porta. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. No, Gervasino, ma mi ha aperto così bene Gervasino, mi fa ste cagate. Bravo Charmy. Problema di testa, non possiamo pretendere. È stato un brivido Pintus. Per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Veneziano. Daniel Andrew Mayweather. L'inglesino. Cerca il secondo palo. Il tuffo. Peccato. Ha colpito di testa, ma la palla è uscita di poco. Va bene Alexandro. È stato molto bravo a colpire la palla così. Infatti quello che volevo fare, spostare Alexandro trequartista e... Il Novara ha ricevuto e mettere Zincaro. Partita, soprattutto per fallo, calcio di punizione. Ma sembra una trottola impazzita.
Partita vivace, anche divertente. Occhio. Il punteggio però è ancora bloccato sullo 0-0. Pintus. Ancora 0-0, 3 occasioni per parte. Paul, svegliati, credo in te, cazzo. Vai, Paul. Sì che sei veloce, forte in E dribbling. passa. Pardo. 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 Mamma mia, Pardo. Paul. La tua mattonella. Eyman fuori di niente. Eyman sente la pressione che Alexandro vuole prendere il ruolo trequartista. Riorganizzarsi. C'è la palla lunga in avanti. Sansone. Daniel Henry. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca spazio. Un tocco infelice salva la situazione. Ma non ho ben capito cosa sia Paul successo. cerca il Sembra riscatto. che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era Daniel un'ottima Andrew. occasione agli avversari. Vai di Daniel, sicuro quando non entra dispiace Daniel fa che sempre sia buone cose. sfumata così. Pintus, vai Pintus. Pintus. Vede libero il Rocco. compagno. E la Cume. palla, deve approfittarne. No. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Che tiro. Alexandro, però non devi ridere, devi fare le cose per cui ti abbiamo pagato, cioè, e ride Alexandro, fa un assist in 10 partite e ride. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Polema Mangai. Niente, Polema non riesce proprio a incidere. Terence col guantino giallo, Fiori. Madonna, Terence, come corre Terence, il nostro trenone. Vai Terence. Palla in profondità sulla fascia. I piedi non sono proprio raffinati, però. Dai, Fiori, stiamo cominciando a far fatica dopo un inizio incredibile. Era chiaro il piccolo calo. Bravo Gervasi, esce molto bene Paul Heyman. Per Daniel Andrew, un passaggio un po' più forte, Paul. Il Cume. Prova a passare la difesa, scavalcando il pallone. Terence, mamma mia. Ottimo disimpegno, la spazza via. Terence era lì. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da qua su. Gervasi, ottimo intervento. Pardo. Non era Pardo, zitto zitto, però Pardo sta rubando il posto ad Alerek. Terence show. Mamma mia che azione. E dopo Rocco sbaglia. Cerca di mettere un pallone interessante. Alexandro vuole il posto di Heyman, l'ha fatto capire in un'intervista rilasciata pochi giorni fa. Che prova da fuori. Tiro del tutto fuori bersaglio. Non riusciamo a entrare. Un contropiede molto anche ben in fascia gestito. Terence non riesco tanto a giocare oggi, mi recuperano bene. Prova la giocata nello spazio. Mamma mia che buco qua. Cerca il cross in mezzo. Palla intercettata. La picella. Finisce un bruttissimo primo tempo al Silvio Piola. Bisogna essere concreti. Hanno costruito ottime occasioni, ma sono assolutamente mancati in fase conclusiva. Sì, Barocco ha perso molta lucidità. Gli attaccanti devono essere più calmi, altrimenti non segneranno mai. Nessun gol ancora. Vai, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Heyman. Il Venezia ha giocato meglio secondo me. Il punteggio Vai, lo sta Daniel. premiando, ma se continuano a giocare come hanno fatto nel primo tempo hanno Peccato, però è una cosa un po' difficile qua Daniel. Azione dopo la perde malamente. Possesso palla sterile, alla fine non riescono a concludere Brutta questa. con questa azione. Sansone cerca spazio, ci mette il fisico e conquista il pallone. Bravo Pintus. Vai Daniel. Un contropiede interessante questo. Dalla Terence che era solo. La mette sulla fascia. Bravo Charmi. Alexandro un po' di spazio. Dai Heyman, va avanti Heyman. Alexandro va da solo. Alexandro. Super parata su conclusione molto angolata. La butta in mezzo. Si libera la grande. Prova la giocata nello spazio. Attenzione. Però ragazzi, altro che briscola, dovete pensare alla squadra, se no non faccio i cambi. Buono il cross. Occhio. Bravi. Ci prova. Finora le squadre sono riuscite a neutralizzarsi a vicenda. Niente Darkstar, no ragazzi, però non va bene la panchina, ragazzi. La panchina non va bene, deve seguire la partita, no la briscola.
A malincuore. Guarda quanto perde per Alexandro. Boh, non lo so sinceramente. Allora mettiamo Zincaro. Perde tanto. Ed entra il Bode al posto di Veneziano, veramente in ombra oggi. Vai raga, adesso solo la partita perché non stiamo più giocando bene come prima, per favore. Questo è lo scopo. Sansone. È lo scopo della serie, se no ha poco senso. È evidente che non vogliono concedergli neanche un po' di spazio. Sì, Dai, vai Daniel, vai Daniel. Proprio non lo mollano. Vai Rocco. E Rocco la infila. Ce l'hanno fatta! La infila Barocco, proprio lui, grande Barocco. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Mamma mia che gol di Barocco. Il Venezia si Vai, porta Bode. in vantaggio, 1-0. Il Bode si sente libero Barocco, non c'è niente da fare, Barocco si sente libero. Vantaggio che comincia Barocco e Veneziano non possono coesistere forse, Il Prima Venezia ha fornito grande una assist prova del di grande Bode. cinismo, sfruttando un'ingenuità degli avversari. Perdere Grande palla a Bode, centrocampo secondo è assist. molto rischioso. Se sbagli un passaggio E così, Barocco infila l'errore 2 ti può gol. costare molto caro. Sì, qua Si veramente riparte c'è da un crisi. netto 2-0. Non Questo sono gol possono compatibili. affrontare il Madonna. match con maggiore tranquillità. Guarda il Bode di cuore. Non Ottiene sono un buon compatibili il calcio di Cume e Rocco, L'arbitro gli si avvicina e può starci il cartellino 1-2 micidiale. che infatti arriva. Giallo. I compagni No, Dragstar, preoccupati che vanno a carte. verificare le sue condizioni. Visto, seguite il Cume e arrivano i risultati. Pintus, Zincaro. Novara sta portando un sacco Perde di palla uomini in mezzo Zincaro. all'area. Sì, si sta Anche Daniel però bravo nel difesa. colpo di testa per Questa tattica il secondo concede gol. tanto Bravo campo Daniel agli Henry. avversari sulla tre quarti. È una carta che Zincaro. solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli avversari che Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Zincaro, un po' troppo aggressivo. Si avvicina al difensore. Rosso! No! Espulso. Questo può Veramente davvero una cambiare il destino partita della gara. bellissima per I Zincaro. compagni vanno a verificare le sue Entra condizioni. espulso. Ora dovranno giocare il resto della gara. Bravissimo Zincaro. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Mamma mia Zincaro. Buona la profondità. Ecco, adesso rischiamo Ancora anche un ottimo per tentativo colpa difensivo. di Zincaro. L'ampiezza Dai del gioco Alexandro, sembra Bode. essere Bode, una vai Bode, vai caratteristica cazzo importante Bode. della loro manovra. Sì, assolutamente. No, Cercano il Bode di sbaglia allargare qua. il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. Zincaro, aspetta calma, Hanno ragazzi, ragione, perché per stiamo quanto tu sia soffrendo bravo, adesso, Non è facile passare se ti ostini Ma a c'è voler Api, andare al centro. ma c'è l'Api. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Bravi. Il Novara ha cercato l'azione Brava. manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo Terence che si vede un conta. po' meno in questo periodo, Terence si vede che sta con la bamba giamaicana. Anche le Prova la scarpe giocata nello giamaicane. spazio. No, bruttissimo errore di Gervasi. No, sti errori, Gerva. E passa. No, Gerva. Ma meno male. Ha provato a fare tutto da solo, la sua dopo iniziativa la però risposta non ha da dato i Gervasi. frutti sperati. Troppi giocatori Meno male in che sono area. scandalosi Non loro. c'era Gervasi, abbastanza 2 errori spazio per brutti, tirare. Prima espulsione Gervasi, Zincaro, bellissima poi, dopo un minuto. Api, vai Api, l'Api di gran carriera. Ci mette il fisico e conquista il La pallone. perde male, siamo anche in 10. Bravissimo, invece no. Allarga sulla fascia. Soffriamo Zincaro, ha fatto un brutto errore. Trova il compagno in buona posizione. Mamma mia. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Almeno ci stanno provando. Mi chiedo se riusciranno a trovare la rete. Api, Pintus. Vai Daniel Andrew. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Il Bode. Finisce. Mamma mia il Bode. E si sveglia lui. Eccolo qua il Bode. Sempre incazzoso. Mamma mia come si è svegliato il Bode. Eccoli qua, i tipici gol del Bode anche nella realtà. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione. Cioè guardatelo, angolissima. grandissimo Rocco e il Bode così, boom, ciao.
Grande Bode, 2 assist e un gol in carriera. All'appello manca solo Heyman che non ha ancora un cazzo. Incredibile. Si libera la grande. Prova a verticalizzare. In attacco è dura però, forse venderemo qualcuno, vendiamo tutti, no, scherzo. Gervasi, cosa ha fatto Charmy? No, Gervasi fuori forma. Se Heyman si vince. Mamma mia, povero Heyman. Calcio d'angolo battuto corto. Se ne va. Occhio. Tagliato al centro dell'area. Oh là! Grande Charmy, bella prova di Charmy. Il Bode. Pintus. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Finisce qua ragazzi, un 3-0 perfetto. Gli attaccanti ovviamente che sono stati splendidi. Grande delusione oggi Gervasi, uno dei peggiori. Una delle caratteristiche di questa squadra è saper difendere bene e oggi l'ha dimostrato. Ha costruito la vittoria proprio sulla solidità difensiva. Vediamo l'MVP Rocco Barocco, 6 male il Cume, Terence 5,5, Pintus 5,5. Con Heyman si becca sempre, Gervasi 5,5. A Picella 5 addirittura, e Pardo 5, male. 3-0 in 10, si gode. Heyman fuori rosa, madonna. Cioè, Heyman scandaloso, comunque siamo tutti là ancora, Team Cup, secondo turno andata, e qua ci sarà turnover. E faccio degli esperimenti qua. Faccio degli esperimenti. No, Alice Black se ne va. Beh, grande Daniel, grande. No, Ale, devi stare qua, non mi interessa. Decido io. Ale qua. Turnover, ragazzi, turnover. No, ho sbagliato. No, che coglione. Altro che vabbè. Scusate, ragazzi. Porca troia, volevo mettere Polema all'attaccante, visto che lo può fare. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Vai. Oggi si affrontano Scusate, raga. e Venezia. Un saluto da Fabio Caressa con me per il racconto di questa partita. Ci sarà Luca Marchegiani. Ciao Fabio. Allora facciamo questa e un'altra, poi finiamo. Mi verrebbe voglia di tornare. State qua per questa e un'altra, dai. Alice Beck. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Vai Ale, vai Ale. Vediamo come evolve. Perché magari si sveglia in team cazzo. Paul è famoso per svegliarsi quando c'è il cazzo. Gomez. La butta in mezzo. Manco in team cazzo. No, Michelotto, dovevi giocare, cazzo. Ti metto dopo. Grazie Rockstar. Mette la palla ecco, l'Atalanta è dura, Ilicic. Perché Ilicic è bianco cadaverico? Oddio, fa paura Ilicic. Cerca spazio. C'è il tiro. Mamma mia. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Ha recuperato un'ottima palla. No, un po' curioso. Gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Alexandro. Vabbè, alla fine però ha ragione anche Api. Servono i titolari in Team Cup. Però non sono forse proprio questi titolarissimi. Ande Alec. Perché Rocco Barocco l'avrei messo. Vai Heyman. Oh Heyman. Cerca il tiro. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provare. Come non giochi? Cazzo è vero. Sì, è vero, gioca Darkstar. Vabbè, vediamo a sto punto, vediamo Darkstar. Facciamo questa e un'altra, ragazzi. Statemi qua e poi andiamo tutti a nanna. Heyman. Grande, finalmente una bella giocata di Heyman per il Bode. Prova la giocata. Vai come di piede. Occhio al tiro. No. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Un passaggio filtrante da manuale. Heyman è sempre alla fine c'è tutta l'attenzione, però nel bene o nel male, cazzo. Bravo Terence.
Vai Heyman. Grande Heyman. Alice Beck fa il Fallo è laccio. anche piuttosto evidente, per la verità. Brutto l'intervento, adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Attenzione, non ho perso. Mi fa morire. Attenzione il Bode. È troppo lontano. Pintus. Buono. Parata del portiere. È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Vinciamo la Team Cazzi, fie. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo gol. Vai Bode, il Bode fa gli assist perfetti. Alejandro Gomez e riesce Paul, a bravo, spazzarla Paul. via. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti Bravo, Alice cercano Beck. di far uscire i difensori avversari Alexandro, allargandosi lento vistosamente. Ale, Ecco Cornelius perché che è ancora fanno più così lento la tanto recupera. movimento allora là davanti. Sì, Fabio, vogliono costringere la difesa ad allargarsi. Siamo a Bergamo, almeno in un modo gol da dobbiamo lasciare fare. il centro scoperto per poi attaccare gli spazi. Vediamo solo se ci riusciranno. Vai, Alice Beck. E Mangai. Vuole la profondità. No, è Mangai, Bello no, è anticipo, bello Mangai. sventato. Alejandro Gomez cerca la profondità. Attenzione Cornelius. Gervasi. Tutto bene Alec. fino però all'ultimo passaggio. Alexandro. L'intenzione era molto buona, Pintus. l'esecuzione un po' meno. Paul e Mangai. Alexandro. Josip Perde Ilicic palla la Alexandro. mette in mezzo da lontano. Prova il filtrante. Petagna. Occhio al cross basso. Deron. E c'è il gol Mito si è dell'Atalanta. buttato un po' male. Note Ale. L'Atalanta ha effettuato Note, un grande Ale. contropiede, sono stati rapidissimi. La pizzella così a Palla random, stiamo recuperata in perdendo. gol. Grazie. Partita difficile sulla di Serie A. Ora avranno raga. sicuramente meno Vai, pressione Bode. addosso, ma devono continuare a lottare. Paul Heyman. Vanno un po' meglio Paul. Decide di sfruttare la fascia. Vai Pintus. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Alice Beck. Il Cume. Prova Terence. la Mamma mia. Terence ha delle mine però ragazzi. ci mette una pezza. Da cioccolataio obeso proprio. Mamma mia. Terence quando tira mine assurde. Josip Ilicic. Ah, Pini, ti ringrazio tanto. Sei qualcosa che va al di Prova la giocata là. nello Grazie. spazio. Troppo Prova il buono compagno in veramente. ottima Occhio. posizione. Prova il tiro. Dai, Ce zero. l'hanno fatta. Sembrano avere il totale controllo della gara. Il fantasista doveva Ha essere smarcato, Paul, non ma si è lasciato scappare questa grande occasione. brutto Un passaggio 2-0 fu perfetto brutto, e rischiamo lui è stato l'eliminazione. bravissimo ad approfittarne. E si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Imbarcata. È riuscito a passare. Prova il tiro. Però senza api soffriamo, Primo questo lo tempo dobbiamo che dire. finisce qui. Oh, è arrivato Alamos che ha fatto una prestazione sublime e poi si è perso. Anche Paul lo dice, sì, infatti non Partiti. capiamo questa E crisi speriamo esistenziale che di questo Paul. secondo tempo possa regalarci Bode. grandi emozioni. Alice Beck. Devono Matt Pintus. assolutamente cercare di segnare un gol nei primi Dai, minuti Bode. per mettere in difficoltà gli avversari, ma non soprattutto ci per arriva. riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Dai Bode. E la difesa riesce a cavarsela Pintus, in bravo. questa Pintus occasione. recupera tanti palloni però, Ale qua. Ha la Cicca un possibilità po'. di andare verso la porta. Il Cume C'è il colpo ed di è sempre di testa. testa, non c'è niente da Gol, fare. rete Non c'è niente da fare. importantissima. Quest'uomo segna solo di testa, ma segna. E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. È intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo Grandissimo di testa assist suo. di Alere che Ha gol fuori colpito casa, bene, con importantissimo. perfetta coordinazione. Bravo Gran Alere che il colpo Cume di di testa. testa è micidiale. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Bella palla. Dai raga, Per adesso stiamo allargare il attenti. gioco.
Bravo Mito. E il portiere la fa sua. Gervasi, Halerek. Buon assist di Halerek. Terence. Cerca spazio. Il Bode. Prova a passare. Bravo Bode per Terence, eccolo qua. Eccolo qua il treno. Sul secondo palo. Ah, no, troppo lungo il passaggio. Sì. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. La sentenza come indiana c'è sempre, ragazzi. Beh, d'altronde. Alice Beck. Paul. Dai, Paul, dai, macina almeno un cross. Per il Cume niente da fare. Alexandru. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Questo è fallo. Kino Beric che da un po' che non entra. Vediamo com'è. Rocco Barocco per Rocco Cume. Pazzia, Fioi. No, ho sbagliato. No. Pazzia del Cume. Le prova tutte per il buon Paul. Entra Alamos. Vai. Occhio. Ilicic. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Il difensore gli si è incollato addosso, impedendogli di calciare liberamente. Come Alamos? Non ti ho fatto entrare, Alamos. L'Atalanta. Vediamo Paul che può fare anche diciamo, la seconda punta. Sì, può fare diciamo le Papu Gomez. Cross e le palle alte, piazzando vai un sacco Rocco. di uomini in mezzo all'area di rigore. Kino La Beric. sicurezza non è mai troppa. C'è il cross. Incornato. Belic. Ragazzi, è dura perché tanti giocano bene. Devo cercare di far giocare tutti il più possibile, ma non è facile. Ha colpito bene. Non credo che avrebbe potuto fare meglio di così. Alejandro Gomez. Vediamo Barocco trequartista che può farlo tranquillamente. No! Mamma mia, che culo. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Perché facciamo l'ultima dopo. È stato bravo a sfruttare lo spazio. Meritava maggior fortuna. Gervasi, Darkstar, Alice Beck. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Hai ragione, lo so. È che è un ruolo coperto, lo so. E che se Alexandru continua così, che lui sta giocando maletto. Alamos, bellissimo. No, beh, si segnava Iman di testa, me ne andavo. Kino Bolic. E la difesa Barocco. un grande mestiere. Gervasi. Prova il tiro dell'ispirazione Gervasi. Però manca ancora, cazzo, avevo letto tanto tesimo, Cristo. Provano a partire in velocità. Bravo Darkstar. Poteva finire che Darkstar in modo comunque sta davvero giocando diverso, queste partite. scappata bella. Un Terence intervento qua. Terence usa tutta la sua bamba. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto. Rocco Barocco, ma ma Paul non si vede neanche l'attaccato. È impressionante. È proprio fuori dal gioco, Il portiere la calcia lontano. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Bravo Darkstar. Alice Beck. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo. Il difensore no. non molla mai, non gli concede respiro. Rocco da trequartista un po' meno bene, per adesso. Bravo Alexandru qua. Non Alamos. potevano più rischiare che arrivasse il cross così facilmente. Rocco Barocco. E trova bene il compagno. Dai Rocco, smentiscimi. No, Rocco trequartista lo vedo male. Dei propri avversari lanciati in contropiede. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo livello. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Raga, ho bisogno di supporto però, Comunque il 2-1 non è male a Bergamo, però un 2-2 sarebbe meglio. Ottimo intervento. Bravo Alamos. Di Alamos. Poi vabbè la spazzata, però Alamos è un buon giocatore, La prende in considerazione Alamos. È vero che si è perso un giocatore, però giocava a sinistra, gioca meglio a destra Alamos. Ho notato.
Buona la sua progressione palla a piede. Per il gruppo scrivete in chat, poi Eyman mi manda, tanto ormai Eyman abbiamo capito che più che il giocatore deve fare quello che scrive. Oh! Cazzo, come concentrati. Deve fare quello che scrive in chat e dopo mi scrive a me e vi aggiungo, però quelli della squadra intanto, poi per non fare confusione, poi mettiamo anche gli altri. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate. Il nostro Chino Bellic, il nostro Ibra. Cerca di sfruttare lo spazio. Vai Eyman. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Che disastro, poi, mamma mia. Alexandro, anche Alexandro comunque male, Insomma, cerco di fare qualcosa, magari di personale, ma... Alexandro, Eyman. Pochi secondi alla fine. Prova a tirare, ma... Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. L'allenatore non mi sembra molto contento di sì, nel gioco è andata e ritorno. Era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Prova il cross in aria. Terence. Finisce qua 2-1 per l'Atalanta, ma io ci credo ancora per il ritorno. Al ritorno giocheranno in casa, questo può essere un vantaggio. Certo devono cambiare passo, atteggiamento e personalità. Hanno sofferto molto. Mi hanno proprio ciccato il primo tempo. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro migliore in campo De Rò, migliore dei nostri veneziano, Alexandru 4,5, Paul 5,5 adesso è arrivato. Mamma mia Alexandro. Ultima partita Alexandro per darte una svegliata. Paul Eyman è una figura astratta. Eyman portiere. Oh, c'è anche... Vabbè, andate di ritorno, perfetto, chiudiamo alla grande. Paul addirittura perde anche il 6, cioè, no, Paul disastro. Paul e Alexandro purtroppo disastro. E non me ne capacito. Poi vorrei fare quel che adesso bisogna capire perché vorrei mettere la migliore, però vorrei far giocare anche qualcuno perché onestamente certi giocatori meritano meno adesso il campo, Adesso bisogna essere un po' più selettivi anche con le prestazioni. Perché... Allora, entra il buon Mencarelli, turno di riposo per Alex Beck che è un po' discontinuo purtroppo. Perché la difesa c'è. Nicolò Pardo. Non è cattiveria Pardo, però è importante sta partita. Ragazzi, Michelotto, gli diamo fiducia. Gigi Palla trequartista. E Barocco devo il Barocco lo metto al secondo tempo perché il Bodi e il Cume sono in forma. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo qua. Ok, entra Michelotto, una partita anche leggermente fondamentale. Michelotto, non cazzate. Guarda Pintus! E Atalanta. E sullo schermo vediamo un giocatore di cui si parla molto ultimamente. Vai. Sì, sta crescendo tanto, sta migliorando Michelotto. partita dopo partita. E sia i tifosi Mencarelli, finalmente il Menca. sia destinato a fare grandi cose. Zincardo dopo l'espulsione, veramente si è giocato tanto, no scherzo. Di tenere la testa sulle spalle. Gigi Palla. A migliorare come sta facendo adesso. No, ho sbagliato tasto. Il Venezia all'andata ha subito una sconfitta in trasferta. Ma la conclusione di questa doppia sfida non è affatto scontata. Dai ragazzi, basta un 1-0. Gervasi. Gervasi, se viene Michelotto non so cosa succede a casa mia, ve lo dico. Prova il traversone. Veneziano. Veneziano, solo Veneziano! È stato bello. Splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Devono fare molta Vai Bode. C'è Michelotto anche, può contare su giocatori molto abili Palla. nel gioco aereo. Michelotto di testa, bravo, bravo Miche. Bravo il nostro Miche. Che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Attaccano con una grande determinazione. Sto pensando a Eyman in panchina che si sta incazzando come un porco. Occhio.
Bravo Pintus. Pintus molto affidabile comunque. Pintus e Alamos a destra molto affidabili. Mencarelli. Dai Menca, ti ho dato una bella chance, sfruttala. Anche a Gigi Palla. Partito bene, poi spento completamente anche lui. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Sì, pochi infortuni, è vero. Mencarelli. Cerca la profondità. Pintus. Sulla fascia. Pintus. Cerca il secondo palo. Va di testa. Madonna, il Cume, il Bode. Attenzione alla respinta. Madonna, che bello. Beh, il Cume è veramente di testa. Piuttosto sfortunato qui, però. Il pallone è uscito di un nulla. Conclusione fuori di un soffio. Peccato per lui. Il tentativo era ottimo. Un inizio promettente. Si sono già messi in mostra con qualche azione interessante. Sì, il bene e il male il protagonista Paul, però nella maniera sbagliata, non me l'aspettavo proprio. Pallone alto e lungo sulla fascia. Anche Alexandro mi aspettavo onestamente, perché cerca spazio. Alexandro è veramente una classe sopraffina. Attenzione, no. Attenzione al tiro. Grande mito che ci salva. Terence, Pazzieri Terence, non ci credo. Non ci credo, cosa ha fatto Terence? No, io non ma da ergastolo Terence. Ma te la tua droga di merda. Ma cosa? Ci butta fuori dalla Coppa Italia Terence. Ma cosa ha fatto Terence? Ma guarda, cioè, ma guardate quest'uomo. Cioè, cosa ha fatto? Vito non se l'aspettava. No, ma non ho fatto niente. Terence, sei tu che hai fatto tutto. Cioè Terence, ragazzi, qua non c'entra il Cume è l'allenatore, è il giocatore. Aspetta. Ma Mito, poverino, me l'immagino. Cambiano la storia della partita. Allora Terence è fuori 10 partite, lo devi minimo fare un gol adesso. Vabbè, basta ridere, adesso si gioca. Palla al centro. No, raga, adesso voglio il gruppo compatto però, perché stiamo rischiando di essere eliminati. Palla lunga a cercare il compagno. Che cagata però. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Palla larga in profondità. C'è tensione in squadra. Vai, dai, Cristo. Interessante. L'arbitro gli si avvicina. Alec è molto falloso, Alec. Che infatti arriva. Giallo. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto. L'arbitro però è irremovibile. Salta e colpisce di testa. Mamma mia, dai, raga, però crediamoci, se no che cazzo di squadra ho. Anche se non è andata certo a buon fine. L'Atalanta bastano due, no, bastano due per i tempi supplementari. Non sono comunque riusciti a realizzare. Terence, devi svegliarti, però hai fatto un errore clamoroso. Dai, te la tua bamba. Vai, Bode. Qua serve anche il Cume, che cuore però. Bravo Cume, dai. Cross, ma concede l'angolo. Ecco il corner. Sceglie di battere. Sbaglia tasto il Cume, sono nervoso, sono nervosito per una cagata di Terence. Alec. Occhio al tiro. Adesso ho bisogno del supporto della panchina, soprattutto di quelli che in panchina hanno qualcosa da farsi perdonare. Palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Masiello. Porca puttana, vedi, Serie A sarà un po' più dura, però raga. Ci hanno provato. Come è normale e giusto che sia, veneziano. Mencarelli. Non ci crediamo tanto. Dai, Gigi Palla malissimo, comunque. Palla, ma adesso forse si... preciso. Bode. Contropiede troppo. Male Gigi Palla, non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Pallone morbido verso la fascia. Vuole la profondità. Alec. Tocco morbido. Cerca di superare la difesa. In questo momento siamo fuori per colpa di un drogato. È brutta da digerire. Dai Terence, dai porca puttana. Terence, no, Terence, dai. E tu cosa ne pensi? Credo che vogliano provare a disunire la difesa avversaria per trovare più spazio. Grazie ai movimenti ampi degli attaccanti sperano di creare lo spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. Forse ho sbagliato anche il Cume la formazione però. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Sono incazzato nero. È proprio nero perché Terence deve riscattarsi. Dai Terence, per piacere. Vai Terence, per piacere. Sulla sinistra, ora cosa succederà? Dai Terence, madonna. Ma perde la palla così.
Ma è che la sbagliano anche loro. Bravo Kume. No. Ok, Michelotto. Volevo fare qua, Michelotto lentissimo. Prova la giocata. Ai 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 ai. Può andare. Attenzione. Bravo Mito, ci tieni in corsa. Allontana il Mito pallone. si salva qua, sì, nel secondo tempo c'erano cambi clamorosi. La butta in mezzo. Gran colpo No! di testa. Ma Ce non l'ha ci fatta. credo, è finita. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Un brutto errore anche di Mito, qua poteva prenderla. È intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Questo è pesante. Male tante, però delusione totale, veramente. Sì, Mito come un salame proprio. Proprio cambi, che questi sono proprio cambi da allenatore incazzato. Ok. Adesso cambio il modulo, però. Ok. Allora, vediamo se così può andare. Sto provando, ragazzi. Allora, qua c'è Paul. No, così non va bene. Vai. Gigi Palla, Eyman, Alexandro. Gigi Palla. Allora, Rocco Barocco, Alexandro, Paul. Ok. Proprio rivoluzionato tutto. Si riparte per il secondo. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi Ragazzi, minuti, adesso per mettere in difficoltà gli l'obiettivo è fare avversari, qualcosa. ma soprattutto per riprendere fiducia Vai, loro. Eyman. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della Comincia gara. bene, Se vogliono Eyman, dare una Dio svolta, Cristo. devono fare. L'arbitro non ha dubbi. Calcio di punizione. Palla giocata alta sulla fascia. Sì, modulo pazzesco, modulo pazzo, ma... Fallo, nessun dubbio. Tanto Michelotto rimane in campo. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. L'Atalanta ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Fabio, Dai, un raga, fallo tutti siamo totalmente altissimi, inutile si chiama e Picella. mi pare Pintus. totalmente volontario. Cerca di Doveva fare sfruttare 4 lo spazio gol, è su fascia. finita chiaramente. Masiello legge bene l'azione, blocca Paul. il pallone. C'è il retropassaggio. Alexandro! Cerca la rete. Madonna, Alexandro. Ottima la conclusione. L'impatto sulla palla è stato perfetto, con la giusta potenza, ma il tiro non era ben direzionato. Ma subito Alexandro polemico. Subito polemico Alexandro. La squadra è un po' disunita oggi, si sente che ognuno vuole fare il protagonista. Dopo questa brutta sconfitta, Gervasi con un Terence inutile proprio oggi. Terence veramente un porco. Barocco. No, vabbè, rigore però questo, dai. Josip Vabbè. Ilicic. Bella rete di passaggi. Prova il filtrante. Grande movimento nello spazio. Per la Serie A sarà duretta, Ecco il tiro. Poca velocità qui. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Mito. Manca ancora tanto, ma 4 gol non li possiamo mai fare. Michelotto si sta mettendo tanto cuore, Michelotto.
Coprono bene. Purtroppo non ha i piedi, ma si mette il La cuore. porta in faccia. Gervasi, gran recupero. Appoggia il pallone largo con eleganza. Mito la spazza, bella però. Eyman. Mencarelli. Così per adesso, ma ci può stupire adesso. Va via di forza. Rocco. No, cosa ha salvato. Buona la conclusione. Lo so che siamo uniti, però voglio il gol. Dai, Eyman, manca un cross. O cross a Eyman, tutti fuori dei coglioni. Michelotto, buon giocatore, grande temperamento, ma i piedini sono un po' popellutati. La mette sulla fascia. Ecco il lancio. Mito, pazzo anche Mito. La cappella di Terence Mito ci ha proprio distrutto. Palla giocata alta sulla fascia. Pericolo. Alexandro un tiro e basta comunque, anche Alexandro, tutti da rivedere veramente. Per la Serie A proprio siamo tutti scarsi per il momento. Vai Paul. Alexandro. Palla in profondità buona sulla fascia. Gigi palla. Buono il cross tagliato. Tenta il Meno male che c'è Barocco, bravo Barocco. Bravo Barocco. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Buon gol di Barocco e il Cume in attacco, per il momento sono i migliori. Non mollano, hanno trovato un gol importante. E grande cross anche di Gigi Palla. Mencarelli, sveglia Menca. Bravo, vedi Michelotto su queste cose è eccezionale, però poi si perde. Invece no, palla. Fallo non fischiato. Masiello. Dramì. Almeno un pareggio, sarebbe bello almeno non perdere la seconda, però. Ormai il primo obiettivo è andato. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ragazzi, se volete, se ci siete possiamo fare l'ultima. Però se volete voi, se ci siete più che altro. E trova bene il compagno. Sì, lo riporto, Flash Simulator mi sto già organizzando e fanno perdere tempo. Vabbè. Michelotto un po' lento in questa circostanza. Michelotto ancora. Comunque più cuore di tanti altri, ragazzi. Il Cume in primis, mi ha deluso tanto anche il Cume questa partita. Hanno deluso in tanti. Dramì ci mette il piede. Madonna, Mencarelli incazzato nero. Va, brutto ammonito Mencarelli che incazzava i capelli di Mencarelli. Un altro drogato. Facciamo l'ultimo se volete. Finisce qua, usciamo dalla Coppa Italia con pochi oneri, cioè con poche soddisfazioni, ma mi sembra che insomma ci sia stata tante cose da rivedere. Le due squadre in campo. Hanno giocato a viso aperto e ci hanno provato. Alla fine gli avversari si sono dimostrati più forti e hanno finito per avere perché Michelotto, perché voglio dimostrare alla squadra che un giocatore magari privo di tanta tecnica, però di tanto cuore come te, ha fatto meglio di tanti altri, col Cume compreso. Pinto sta migliorando bene. Ancora una, dai. Qua Terence è un po' fallito, bisogna essere sinceri. Venezia-Bari, chiudiamo con Venezia-Bari. Darkstar se ne va. Michelotto. Ultimo match. Siamo in un momento di transizione. Gervasi è un po' il pensatore della squadra. Gervasi è un po' il filò. No, ma porco di quel cazzo. Ma perché mi schiaccia così? Vabbè.
Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro ho sbagliato, sul ragazzi. terreno di gioco. Scusate, va bene. Giochiamo, giusto, finiamo con la squadra che ha cominciato la live. E Bari. Benvenuti da Fabio Caressa. Qui con me per il commento tecnico c'è Luca Vai. Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e Che spettacolo. pirla che sono, però. Dai, vediamo che sia un segno, Paul. Vediamo che sia un segno. Traversone in arrivo. Nessuno raccoglie il traversone. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. E sarà rimessa con le mani. Il gioco vuole il Paul titolare comunque. Cioè, spaventoso perché onestamente l'avrei tolto assolutamente, Paul, però. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Ecco che parte il cross. E non ci arriva Madonna, nessuno. Mito va un po' per i campi. Il pallone è stato colpito troppo forte. No, c'è Api. Sì, eccolo qua, Api. Dai, Paul, cazzo, il gioco ti dà fiducia, però fa qualcosa. Ma Cristo sa, per carità, è vero che potevo passare, però io sto provando anche a farti giocare un po' di più. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. No, Rocco, non ci salutare, cazzo, l'ultima partita, Si Rocco. riparte con un fallo laterale. Ciao, Michele Magon. Incollata! Il Bode ha provato no, una cosa niente, un po' è finito fuori impossibile. gioco. Il Venezia con la prima conclusione in porta della gara. Lancio lungo del portiere. Cerca spazio. C'è Paul veramente inaccettabile un po' così. Perché Alexandro, ma li posso scusarlo perché è un ruolo difficile, deve ambientarsi. Ma Paul, cazzo, hai le chiavi della squadra e non trovi la serratura. Ciao Roberto, il Pipita. Ciao caro. Da Alexandro. Libera tempestivamente. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Alec. Bell'anticipo per il Terence deve riscattarsi, ora sei in campo solo per il vaneggio del gioco. Il Bode. Adesso tra i tiri da fuori il Bode. Mamma mia, bello. E c'è mancato davvero poco su questo tiro. Ecco Alec vieni da un bel assist per solo sfortunato a non trovare la porta. Per il Cume nelle 2 partite fa. Bravo Alec, buona prestazione finora. Terence invece purtroppo ha cominciato bene, ma dopo la bamba è andata la testa, errore clamoroso, ci ha eliminato dalla Coppa. Può andare alla conclusione. Da lì può segnare. Dai Pintus. Alice Beck. Errore di anche Alice Beck. Siamo in calo comunque. C'è superiorità numerica. Siamo in calo, raga. Decisamente meglio. Per il secondo video che sarà non so quando, c'ho domani. Domani al pomeriggio, la sera non posso. Il pomeriggio sì. Se siete al pomeriggio, volentieri. Però ne parliamo finita la partita. Occhio al tiro. Madonna Mito, cosa hai levato? È incredibile che ci sia arrivato. CTS Alec. E i giocatori li fa. Questa diciamo adesso sono le prime stagioni di prova, poi su PES 18 chi viene spesso in live ci sarà, però deve essere costante, perché questi sono tutti quanti dello zoccolo duro. Gente che è qua da anni a seguire il porco del Cume. Alice Beck. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Vai Cume. Cerca il passaggio. Madonna che assist del Cume però il Bode. È tutto solo Madonna il Bode di fisico, mamma mia, grande Bode. Rete importantissima. Grande Bode. Guarda che cattivo Una che conclusione sporo, assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando grande l'angolo Bode. giusto. 1-0 dunque. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Botelli. Grande Bode. No. Ecco il tiro. Grande Mito, sta salvando Mito, È stato splendido. Ciao Ancio, spettacolo a Venezia, sì. Qui il portiere ha tirato Il Bode a lavoro sinistra. purtroppo, presumo. Bravo Il Mito. portiere controlla senza problemi.
Bravo Boris, secondo bene il body oggi. Terence deve riscattare molto. Terence era solo. Terence è quasi solo. Terence! Mamma mia, Terence è sempre più drogato. È stato abbastanza rapido. Classico esempio di indecisione. Troppo tempo prima di calciare qui. Vai. Scrivetemi se ci siete domani pomeriggio. Scusate. Prova la giocata nello spazio. Paul Heyman. Passaggio sulla destra. Alex Beck. Si vede pochissimo Alexandru. Il secondo tempo prova il contrario. Vediamo se magari la fisichetto di Coso fa un po' il Verratti e Alexandru il trequartista. Non so più cosa provare per loro due. Paul, vediamo se Paul si sveglia adesso. La gioca sull'altra fascia. Bravo Bode. E dopo la perde. Ancora un ottimo intervento difensivo. A che ora sulle... Sto sentendo la chat, ma avevo giocato anche l'azione. Su che ora? Dalle 5 alle 7 e mezza. Marrone con il lancio. Vediamo, adesso vediamo perché siamo solo 1-0. Devo fare i cambi giusti. No, Mito! Mito non se ne è uscito, però si incazza anche. Conclusione così per la verità. Ricevere un pallone che arriva da dietro non è per niente semplice. Sì, sta un po' meglio, grazie. Concludere da una posizione inusuale. No, vale per leggere la chat, non ci credo. Meno male, grande Mito. È un grande riflesso. Per finire la squadra bisogna essere molto presenti alle live e come dice sempre il buon Apicella, donare. Non scherzo, comunque, basta stare nelle live, insomma, stai nelle live, un bel po' però, perché c'è gente che guarda il 2013 e può entrare. Sì, ancora Fiore, non posso più leggere la chat perché sto Bari è forte. C'è la palla lunga in avanti. Come? Vuole la profondità. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 schema di gioco, un po' di cambio alla tattico. 1-0 dopo il primo sono tempo. I migliori. Vabbè, guarda come perdono, vabbè, cazzi loro, nel senso riproviamo così e... Michelotto in fascia è un po' dura. Non posso rischiarti Michelotto, in caso ti metto dopo al posto di Ema se fa ancora cagare. Gigi Palla erano anche in forma questi. Alamo se fuori forma, ti potevo anche mettere. Emanuele Peri. Mettiamo il Peri per Alerek. Gigi Palla, devo provare i due stronzoni che stanno facendo le pippe. Tranquillo Alerek, tranquillo, so che la prossima volta ammazzi Mito. No, ma tranquillo comunque, figurati. Sei arrivato comunque terzo. Quindi qualche punto, 2 punti in più non cambiano niente, ma tranquillo. Mito aveva più ritmo di me. Moras la butta in mezzo. Palla lunga a cercare il compagno. Vediamo Peri. Dai, Alexandru comunque giocherà. Alexandru gli piace giocare. Va Alexandru. Prova la giocata nello spazio. Bravo Alexandru. Il Bode. Riceve un pallone interessante. C'è il retropassaggio. Alexandru. Può concludere. Alexandru! Lui parte sempre con un tiro da trequartista, poi si ferma. Speriamo di no. Ecco il corner. Romano Giangrosso, tranquillo. Mi sto ricordando dei nomi. Attenzione al Cume. La difesa fa il suo, Peri. lontana la palla. Bel tiro di Peri, però bloccato. Prova a saltare il centrocampo. Stiamo attenti, brutto in difesa, siamo molto sbilanciati. Occasione per il contropiede. Qua serve il buona grande Apicella. Il controllo non è e Apicella ha preso le redini comunque, è un po' di più su Gervasi in questo momento. Fallo, nessun dubbio. Ottimo intervento. Apicella sta aspettando adesso, avanti, verso il compagno. Non me l'aspettavo, comunque la difensore più forte sulla carta. Il Cume palla al piede. la dà ad Alex Beck molto bene. Messo fuori. Il Bode la sbaglia. Attenzione!
Non ci credo, il Bode forse. Il Bode ha rubato il gol ad Alexandro, non ci credo. Era proprio lì, davanti alla Ma porta. vediamo. Via l'occasione. Forse era gol, ma non ci credo. Non ci credo, che sfiga. Oh, tanto Poleiman desaparecido. Mamma mia, ragazzi, Poleiman. Il Bari sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto Michelotto, compatti. scaldati. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie. Eyman adesso deve stare un bel po' in panchina perché non ha ancora capito Eyman come funziona. Eyman, guarda, Michelotto si sta scaldando. Datti una bella svegliata. Ottima pressione la Madonna, sua. Paul. Dai Paul, eccolo qua, Paul incazzato come una bestia. Paul! Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Potevo andare avanti forse, ma ho troppa foga con Alexandro e... Prova un traversone dalla tre hanno quarti. foga, non io. Attenzione il Cume, il Bode. Sbaglia tutto il Bode. Prova a verticalizzare. Poi hanno spento Paul ed entra Michelotto. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Vai Pintus, anche il 10 gli ho dato a Polema. Vediamo se il lancio arriva a Mi sta destinazione. tradendo così Paul. Mi stiamo anche soffrendo adesso. A Picella, no! Cazzo, era mia. Era mia, l'irruenza di Apicella si fa sentire, va bene. Può starci il cartellino. Però tanto ha fermato l'azione Apicella in questo momento. Le condizioni di questo giocatore non sembrano buone e probabilmente è in seguito allo scontro di poco fa. Difficile arrivare su un traversone del genere. Affrettare un cross in questo modo diventa quasi sempre un regalo per la difesa. Ma guarda che pirla, hai ragione Michelotto, mi sono completamente dimenticato. Adesso cambia tutto. Adesso cambia tutto. Ad allargare il gioco. Palla fuori misura. Che il 10, adesso cambia tutto, però non mi ricordavo più, scusa, giocando sempre a FIFA non mi sono più ricordato. Grande Michelotto, bomber vero. Prova a scavalcare il centrocampo con il Cume. passaggio. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il Terence, inguardabile le ultime partite, Terence purtroppo. Il Cume, cerca di sfruttare lo spazio. Il Cume di Alex Beck, cambia tutto. Pallone in mezzo. Il Bode! Vantaggio che comincia a essere molto grande gol, guarda come ci abbracciano, questa è una vera squadra, grande gol. Il Venezia ha fornito una prova di grande cinismo. Doppietta del Bode intanto. Il Bode sta adesso la coppia titolare diciamo si è un po' svegliata. Può costare molto caro. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Michelotto, io amo Michelotto. Greco. Sì, il Bode sta ingranando a sbrega, infatti. Il problema c'è che Rocco gioca bene senza il Cume però sta segnando quasi sempre. Flores, attenzione. Grande Emanuele, grande. Scusa ai compagni, questa palla. Vai Michelotto, eccolo qua il trattore, grandissimo. Guarda il Bode, il Bode sta giocando da Dio adesso, però. Ha bisogno di aiuto, lo stanno marcando. Tanto Alexandro non si vede, Alexandro non è una sorpresa, quando finisci sul tabellino dei marcatori viene identificato come pericolo pubblico numero 1. Mighi Mbascia, la gioca a sinistra. E Michelotto me la prende, grande Mich. Oggi non benissimo il Cume. Dice che non è fallo. Flores. Per me è finito i cambi, se no piazzava Rocco. Sì, Cume male adesso. Decide di spedirla dall'altro lato. Terence. Qui deve tirare. No. Ottimo. Terence è così, è un pazzo. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. No, ma sei trequartista comunque, Alexandro, penso, spero. Non so su PES come funziona rispetto a FIFA. E Michelotto ancora da fastidio, e Michelotto ancora. Mamma mia, il nuovo Cannavaro, eccolo qua Alexandro, eccolo qua da trequartista, giochi trequartista vecchio. Alexandro. Ci ho provato, dai, te volevo regalare il gol, ma...
Prova a giocarla dentro dalla distanza. Marrone. Prova il filtrante. Cross. Sì, perché ci prendi di più. Buona vittoria questa col Bari, Buona vittoria. L'arbitro dice che può bastare. Risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere Michelotto l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, Michelotto tra chiude l'altro, bene, purtroppo meritatissimo. invece... Abbiamo assistito oggi a un capolavoro tattico, difesa alta, squadra No, non molto penso, corta. Alexandro. Questo ha permesso di aggredire Molto l'avversario male, le e una due volta gemme della riconquistata la squadra, palla, finora ripartire veramente con grande disastroso. efficacia. Un assist in 2. Che dire, il Bode migliore in campo, ma Polei Mangai 5. Si salva con 6 Alexandru. Male tutta la difesa, incredibilmente tutta la difesa malissimo. Però non abbiamo preso gol, boh, vabbè, questi sono le case della vita. Però Poleiman è ormai in una crisi senza fine. No ragazzi, le statistiche sono un segreto comendiano. Sono un segreto comendiano le statistiche. Posso solo dire che il migliore come di testa il Cume, il migliore nei passaggi Poleiman e il buon Alexandru, il Bode il migliore da fuori nei calci piazzati, e Apicella il miglior difensore, Gervasi di poco meno, e tutti gli altri si equivalgono. Dopo vabbè c'è il grande Michelotto che è un po' il forzuto. Pintus sta migliorando la sbrega, Pintus, Nazionale, adesso vedi Michelotto, giuro che esplodo. Nessun giocatore. Allora andiamo a vedere. È qua. Allora, eccole qua le presenze. Allora, Mito 9 presenze e 5-7 di media. Apicella 7 presenze, 5-6 di media, 3 ammonizioni. Apicella molti gialli. Gervasio un giallo, 5-6 di media, 8 presenze. 8 presenze per Pintus, 5-6 di media, basta. Aleric 5 presenze, 1 assist, 5-9 di media. Alexandro 1 assist, 10 presenze, 5-7 di media. Alex Beck 7 presenze, 2 assist, grande Alex Beck 5-9 di media. Terence 9 presenze, 1 assist, 5-8 di media. Poleiman 9 partite 0-0-0, 5-7 di media. Non è il peggiore come media, Veneziano 6-6 di media, forse il migliore, 6 gol e un assist. Il Bode 8 presenze, 3 gol, 2 assist, 6-3. Nicolò Pardo 4 presenze, 5-6 di media. Peri 4 presenze, 1 assist, 6-1 di media. Grande Peri da tenere in considerazione. Bisogna contare le statistiche però, Michelotto 4 presenze, 5-3 di media, 1 ammonizione. Mencarelli 2 presenze, 5-3 di media, un cartellino giallo. Charmi 1 presenza, 6. No, in realtà Rocco Barocco è il migliore, infatti, immaginavo. Pirchio 1 presenza, 6 di media. Nicchino Bellic 5 presenze, 3 gol, 2 assist, 6-4 di media. Anche Chino Bellic non può stare ancora tanto in panchina. Rocco Barocco 8 presenze, 6 gol, 3 assist, 6-8, super Rocco Barocco. Daniel Andrew 4 presenze, 2 assist, 6 di media. Gigi Palla 5-1, 5-9, Aramos 3, 5-7, 5-5, 5-3, chiudono gli altri. Una presenza solo per Traina e così insomma. Raga, notte a tutti, ci sentiamo domani pomeriggio, spero di beccarvi. Niente raga, è stato qualcosa di meraviglioso, spero di ribeccarvi sempre in tanti perché mi sto divertendo a sbrega con voi. Raga, un saluto dal comandante veneziano, buonanotte a tutti, complimenti a Barocco che è il migliore della squadra. Delusione grande di Heyman e Alexandro, ma sono convinto che nella prossima partita cambierà tutto nella prossima live. Mi aspetto grandi presenze, sinceramente, da parte dei due campioni. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao. Notte notte.